Allora, io intanto volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute a questo incontro, e in particolar modo i relatori che hanno accettato questo invito. In realtà, se vedete nella locandina, non so chi l'ha vista o chi ha letto oggi, il mio nome, che sono Andrea Ussai, portavoce in Regione Movimento 5 Stelle, non compare neanche nella locandina, perché in realtà questo incontro è stato organizzato dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, ma vuole essere un incontro informativo e di confronto su un tema che è caro a tutti noi, visto che siamo qui, che è il tema del rapporto tra feriera e salute. Questo incontro si svolgerà in due parti, una prima parte in cui ci saranno delle relazioni su quelli che sono i principali studi fatti in Regione sul tema della salute dei lavoratori, quindi del rapporto fatto dall'azienda sanitaria, come anche altri studi, su quello che l'azienda ha fatto e su quello che ha intenzione magari anche di fare per il futuro, sullo studio dell'osservatorio regionale che è stato reso noto per la feriera il gennaio dello scorso anno, e poi anche su quelli che sono gli studi appunto anche futuri che verranno fatti sempre a livello regionale in collaborazione con il Crodi Aviano. La seconda parte invece abbiamo invitato anche le istituzioni, il Comune, l'assessor Laureni si scusa, verrà un po' in ritardo, ma ha assicurato la sua presenza. Dovrebbe arrivare anche l'assessore Zoglia, anche lui dovrebbe arrivare in ritardo, e poi abbiamo invitato anche la direzione regionale che si occupa del tema della salute, che ci aveva detto, avevamo chiesto eventualmente, visto che c'era l'impossibilità del dottor Agapito di essere presente, di inviare eventualmente qualche sostituto, però mi sembra che non ci sia. Per cui la seconda parte, non so se dopo magari vorrà aiutarci, ho visto il dottor Zanier magari che... eccolo qua, è arrivato, buonasera dottor Zoglia. E per cui la seconda parte, dopo le tre relazioni tecniche su quelli che sono i principali studi fatti in Regione, vorrebbe lasciare la parola ai cittadini e quindi al confronto. Abbiamo invitato un autorevole rappresentante delle associazioni, Alda Sancin, che ci racconterà quello che è la percezione un po' di quello che è quanto l'AIA tutela veramente o ha tutelato fino ad oggi la salute dei cittadini, e dopo vorrebbe esserci un attimo di confronto appunto con domande dal pubblico. Questo incontro dal nostro punto di vista era necessario perché siamo in una fase cruciale. Ci sono stati 2 accordi di programma, c'è la volontà di questa maggioranza di proseguire l'attività siderurgica. Noi, devo dire, un piccolo appunto politico, come Movimento 5 Stelle avremmo preferito un altro indirizzo. Tra l'altro anche una settimana fa avevamo chiesto che, a fronte di almeno oltre 50.000 euro di soldi pubblici che andranno, 50 milioni di euro pubblici, oltre 50 milioni, che andranno in quell'area, che ci sia un indirizzo politico forte che, anche come segnalato più volte anche da associazioni cittadini, poteva essere quello della chiusura progressiva dell'area caldo. Non c'è stato. A fronte di appunto una prosecuzione e il prossimo anche rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, che consentirà al privato di continuare a produrre in quell'area, vorremmo un attimo fare il punto su quello che è stato il passato, il rispetto un po' delle normative, gli effetti sulla salute dei cittadini, o almeno quello che siamo stati in grado di misurare per il momento, perché non è detto che sempre si riesca a misurare tutto, e cosa ci aspetta, quali garanzie ci possono essere anche per il futuro. Io, dopo questa breve introduzione, non voglio rubare altro tempo ai relatori, per cui darei la parola all'azienda per il servizio sanitario numero 1, che è intervenuta qui nelle persone del direttore del Dipartimento di Prevenzione Valentino Patussi. Poi ci sarà anche una parte inizia il dottor Riccardo Tominiz, e mi hanno detto che in sala c'è anche la dottoressa Giuseppina Di Guida, che è intervenuta.
quindi lascio la parola al dottor Riccardo Tominiz. Grazie. Buonasera a tutti. Se fosse possibile avere le presentazioni, sì. Qua non ho il comando. Io mi siedo lì che vedo meglio. Non mi sentite, ma io penso che se parlo con la mia voce... Prego? Grazie. Ed è così in procinto di fare per quanto concerne globalmente il discorso del rapporto salute-ambiente. Sarà una relazione a due voci, tre, ecco, è stata preparata insieme dal dottor Patussi, dall'ingegnere di guida e dal sottoscritto. Allora, ormai è pacifico, no? Si sa che esiste un nesso, una relazione fra la presenza, l'esposizione a sostanze nocive nell'aria, nell'acqua, nel suolo e la salute umana. Questo nesso è chiaro ed è all'attenzione del dibattito politico e scientifico internazionale ormai da molto tempo, tant'è che ancora nel 1978 la legge fondante del sistema sanitario nazionale poneva fra gli obiettivi della sanità l'identificazione e l'eliminazione delle cause di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo. Quindi non è un qualcosa di ieri. Poi è venuto il famoso referendum e quindi questi punti della 833 sono stati tolti. Sono stati tolti tant'è che ancora nel Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2009 mancava totalmente il concetto rapporto salute-ambiente. È venuto fuori nel 2010-2013 Piano regionale della prevenzione, ma una chiara presa di posizione nazionale risale soltanto a ottobre-dicembre, anzi dicembre di quest'anno, con l'approvazione del nuovo piano nazionale di prevenzione, dove su 10 macro obiettivi, uno, il numero 8, recita testualmente ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. Indipendentemente da questa evoluzione, ricordiamo che mission aziendale dell'azienda per i servizi sanitari è la promozione della salute delle persone e della comunità dell'area di riferimento territoriale cui è preposta. Quindi la responsabilità della salute è dell'azienda per i servizi sanitari, era, adesso è dell'azienda per l'assistenza sanitaria. Abbiamo avuto questo cambiamento di nome nel frattempo. Quindi io farò una rapida carrellata di quello che è stato fatto da quando sono io qua a Trieste praticamente, cioè dal 2000. Innanzitutto abbiamo cominciato con queste indagini di prevalenza sui disturbi respiratori nella popolazione pediatrica della provincia di Trieste. Era una tesi di specializzazione, abbiamo, come visto, intervistato o i ragazzi o i genitori di un numero notevole, oltre 2500 persone, con un'adesione molto alta, sul ruolo del fumo passivo, delle stufe a gas, degli inquinanti outdoor. Essenzialmente abbiamo trovato dei risultati sulla rinite allergica nei bambini nei comuni di Dolina e di Muggia. Dopodiché, prego? Signor, questi sono i risultati che sono emersi da questo. Adesso vediamo anche gli altri. Dopodiché, con la collaborazione dell'ARPA, abbiamo cominciato a lavorare sugli inquinanti, sulle misure di inquinamento e abbiamo fatto quest'altro lavoro dove abbiamo visto che se, con riferimento all'anno 2002, il valore medio delle concentrazioni delle polveri sottili fosse rimasto contenuto a livelli non superiori ai 20 microgrammi a metro cubo, avremmo risparmiato 50 morti all'anno. Tot ricoveri per una cosa, tot ricoveri per l'altro. Quindi un lavoro globale sulla città di Trieste sulle PM10.
Importante questo lavoro perché, come vedete, il grosso delle giornate aveva inquinamenti intorno ai 40-39 microgrammi a metro cubo, ma dove sta il punto? Il punto sta qua. Un differenziale di 30 microgrammi a metro cubo, cioè fra 20 e 50, contribuisce per 26 decessi. Un delta, un differenziale di 60, cioè giusto il doppio, passando dai 50 ai 110, 9 decessi. Quindi l'importanza non tanto delle poche giornate con alti livelli di inquinamento, ma delle molte giornate con dei livelli medio-alti. Partecipazione allo studio MISA, la meta-analisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico, con il professor Barbone qua presente, fra l'altro come la maggior parte di questi lavori. Perché è importante questo? Perché al di là dei numeri che emergono, viene fuori un altro concetto molto importante sul quale torneremo. Ecco, questi qua sono semplicemente per far passare questo concetto. Il dato è statisticamente significativo solo quando questi segmenti orizzontali non intersecano la riga verticale. Vedete che per Trieste, che si parli di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di monossido di carbonio, siamo sempre, il dato non è mai statisticamente significativo. La volta che invece ne mettiamo assieme tutte queste realtà, tutte queste città, il dato diventa statisticamente significativo. Perché questo? Perché senz'altro esiste un nesso, ma è un nesso che, per fortuna, è talmente piccolo che per essere evidenziato deve essere amplificato, mettendo insieme più realtà. Lavorando soltanto sulla città o, peggio che peggio, soltanto su una parte della città, questi nessi causa-effetto non sono rilevabili. Sempre lavorando con i dati di questo studio, sempre con la collaborazione dell'ARPA e del professor Barbone, abbiamo fatto un lavoro specifico su Trieste. Il lavoro era questo, un quadernetto che è stato poi distribuito e che serviva essenzialmente per la cittadinanza e per i decisori politici, e prendendo questo lasso di tempo i risultati erano questi. Era necessaria ed appropriata un'azione politica mirante al contenimento delle emissioni da trasporto privato motorizzato e che promuovesse il trasporto pubblico, nonché la pratica dell'utilizzo dei piedi, ecco, del camminare e della bicicletta. Questo perché, diminuendo il traffico privato, non solo diminuisce l'inquinamento atmosferico, ma calano gli incidenti stradali e aumenta l'attività fisica e quindi il benessere delle persone. L'integrazione, la collaborazione con ARPA, sempre stata molto importante, tant'è che è stata oggetto essa stessa di pubblicazione, ma venendo ai discorsi proprio zoomando su Servola, veniamo al 2008 dove è stato fatto questo lavoro per valutare l'assorbimento di alcuni inquinanti fra residenti, presi come esposti, e non residenti. Vediamo un attimino i risultati. Questo è il cadmio, che sembrerebbe essere minore fra gli abitanti di Servola rispetto ad altre aree. Altri inquinanti come il magnesio sembrerebbe di più, manganese scusate, o il piombo sembrerebbe di più. Questo è l'idrossipirene urinario, sembrerebbe di meno. In realtà tutti questi dati non dicono nulla, non sono statisticamente significativi, perché siamo riusciti a indagare soltanto 68 esposti e 35 non esposti, anche per un discorso di costi. Ma la differenza fra esposti e non esposti è anche un problema di compliance. Non si trovavano persone disposte perché, signora, per fare questi lavori dobbiamo campionare la popolazione. Non possiamo dire chi vuole venire faccia il prelievo. Dobbiamo prendere il campione in maniera statisticamente corretta, ovvero sia estrarre a caso, e chiedere alle singole persone se vogliono fare il prelievo.
Fra i residenti questo problema è minimo, cioè qualunque residente esposto ti dice di sì, i non residenti evidentemente non dicono di sì molto volentieri. E al di là di questo discorso, per avere una numerosità sufficiente a dire che quelle differenze sono statisticamente significative, avremmo dovuto avere 1800 esposti e 1800 non esposti. Altro lavoro, sempre zoomando sul discorso Servola, abbiamo provato a vedere alcuni tumori, le diossine. Le diossine sono correlate a diverse neoplasie e abbiamo scelto i tumori del connettivo. Questo perché sono poco frequenti e quindi si riesce a lavorare meglio, in quanto un conto è se io abito a Rozzol, mi prendo un tumore nell'anno 2000, ok, ma se io ho sempre abitato a Rozzol, va bene, ma mettiamo che io sono andato a Rozzol e prima abitavo per 20 anni a Servola, tanto per cambiare, le cose cambiano. Quindi va valutata la storia residenziale delle persone. Quindi utilizzando la storia residenziale dove hanno abitato nei decenni precedenti, non negli anni, grazie alla collaborazione del Comune di Trieste, siamo riusciti a vedere come era il discorso tumore del connettivo. Globalmente Trieste rispetto alla media del nord Italia non abbiamo trovato differenze statisticamente significative. Se invece abbiamo facendo dei confronti fra le circoscrizioni, prendendo come base Altopiano Ovest, dove avevamo un'incidenza molto bassa, ecco l'incidenza più bassa, abbiamo trovato due aree, due circoscrizioni con livelli statisticamente superiori all'atteso, statisticamente diversi di questi tumori. Cittanuova, Barriera Nuova e Valmaura, Borgo San Sergio. In un caso verosimilmente problema da traffico, nell'altro verosimilmente problema correlato all'inquinamento industriale. Ultimo studio grande fatto in collaborazione con altre città in Italia, EPR2, che era indirizzato essenzialmente e in primis all'inquinamento da traffico, stiamo attenti, dove abbiamo visto un controllo soddisfacente delle PM10, o comunque sempre 5 morti all'anno, la criticità del biossido di azoto e la necessità di trovare dei modi alternativi per studiare altri inquinanti come l'SO2, il biossido di zolfo, la cui presenza è legata anche a un convitato di pietra che non è mai stato indagato, ovverosia l'attività del porto. Esiste anche questo. Questo tanto per capire, ecco, innanzitutto il discorso delle PM10, vedete che Trieste è in assoluto la città migliore fra queste 25 per quanto concerne le PM10, mentre è sempre in assoluto la città peggiore per quanto concerne il biossido di azoto. Clima e salute? Questo ve l'ho messo semplicemente perché uno degli effetti, ecco, che sono correlati, si sa, all'inquinamento atmosferico è la riduzione dell'età gestazionale, no? E uno dice, ma vediamo com'è a Trieste la situazione. Di nuovo, se noi mettiamo assieme queste città, abbiamo un numero sufficiente, 121.797 nascite, per riuscire a capire qualcosa. Se lavorassimo soltanto su Trieste, o peggio che peggio, soltanto su una zona di Trieste, non riusciremmo in questa maniera a trovare nulla. E restando sulle cose fatte, dopo vedremo le cose che sono in cantiere, siamo a questo. Ma come Dipartimento non si fa soltanto ricerca, si fa anche altro. Ad esempio esiste la pronta disponibilità igienistica H24, ma attenzione, per quanto concerne le emergenze ambientali, noi siamo soltanto di supporto all'ARPA, ai vigili del fuoco o alle forze di polizia.
Cioè sarà l'ARPA ad attivarci e a chiederci: ma guardate, c'è questa situazione, ritenete che vi sia un danno? E siamo chiamati anche, o potremmo essere chiamati, per cose importanti, pertinenti. Tutti quelli che hanno una certa età ricordano il 1972, pochi ricorderanno, non ho quella diapositiva, ahimè, c'è stato nel 2006, 13 gennaio, un episodio analogo, su scala molto più piccola, un serbatoio dell'ex Aquila che ha preso fuoco, la nube che andava verso Mugge, e anche là si è posto il problema se andare o meno a evacuare. Grazie al cielo dopo il vento ha portato via il tutto, però sono situazioni in cui interviene il Dipartimento di Prevenzione. Come queste, segnalazioni di episodio acuto di benzene, il 30 ottobre 2014, quindi recentissimo, e siamo andati a verificare com'era la situazione del benzene, che è questa, nei mesi precedenti. Questo è l'episodio che era stato segnalato. Abbiamo visto che nelle giornate, nei mesi precedenti, ci sono stati episodi ben maggiori, ma soprattutto andando a guardare gli accessi al pronto soccorso per patologie correlate all'inquinamento atmosferico, patologie acute ovviamente, di nuovo non trovavamo nulla di significativo. Siamo andati comunque a controllare anche questo. Altra attività, la valutazione di impatto sulla salute. Questa è una metodologia nuova, se vogliamo ancora sperimentale, che è già stata adoperata in Regione nel corso del 2013, scusate, qua c'è un errore, per valutare alcuni impianti sia in sede di VIA che di VAS che di AUA, e che grazie al tavolo regionale che è stato attivato ad hoc e ad un tavolo locale nostro, stiamo adesso facendo sulla nuova AIA, sul percorso per la nuova AIA della Ferriera di Servola. Perché è importante questa valutazione di impatto sulla salute? È importante perché permette a tutti coloro che sono in conferenza dei servizi di collaborare con l'azienda sanitaria per valutare l'impatto sulla salute. Prima non c'era questo concetto. L'AIA, ambiente, si parla di ambiente. Grazie alla VIS entra nel percorso AIA anche il discorso salute. Questa è la cosa fondamentale. Quindi si individuano i punti che possono essere importanti per la salute, che si ritengono importanti per la salute, e si individuano le azioni di mitigazione da mettere come prescrizioni nell'AIA, nell'autorizzazione medesima. E questi sono gli attori, quelli che partecipano alla conferenza dei servizi. Ognuno di questi ha fornito all'azienda per l'assistenza sanitaria le informazioni che avevamo richiesto per poter confezionare la relazione da utilizzare poi in sede di percorso della conferenza dei servizi. Io sulla parte ambiente, sulla parte esterna alla fabbrica ho finito, dopo ovviamente resto qua per tutte le domande che possano essere di rilevanza su questa parte. Passo la parola al mio direttore per quanto concerne invece le indagini svolte sui lavoratori e per quello che è in Fieri. Grazie. Buongiorno. Allora, abbiamo visto una cosa fondamentalmente che è un grosso problema, la difficoltà a porre, se vogliamo così dire, a dare delle risposte precise su quello che è un rischio ambientale su una popolazione relativamente ristretta.
Questo cosa significa? Significa che diciamo, non riusciremo a trovare per molte cose un campione sufficiente a fare un'analisi che scientificamente possa essere definitiva. Per cui la risposta sostanzialmente deve essere lievemente diversa. Due citazioni prima. Il dottor Tomins ha detto quello che è stato fatto, i risultati che sono stati trovati. Per quanto riguarda la VIS finirà adesso, cioè non è che ci vorrà un tempo, penso che nel giro di un mese sarà conclusa e forniremo i dati. Altro discorso invece è il discorso che viene fatto ogni giorno da noi, dalla struttura complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui la referente principale è la nostra esperta, se vogliamo così dire, in fonderia, che è l'ingegner Giuseppina Di Guida. È quella che si sporca, quella che va dentro, un giorno sì e un giorno no, a vedere com'è la situazione. Noi anni fa abbiamo fatto uno studio all'interno della fonderia, diciamo concordando il fatto che venisse cambiato il monitoraggio della sorveglianza sanitaria nei lavoratori, per cui gli accertamenti mirati sono stati affidati a un laboratorio diciamo di riferimento nazionale che ha fornito quindi una diciamo che era il gold standard per quanto riguarda l'analisi, e quindi abbiamo concordato un'indagine fra noi, la regione, il tavolo regionale di allora, e l'ARPA e l'Istituto Superiore di Sanità. In quel momento cosa abbiamo fatto? Abbiamo esaminato contemporaneamente, e l'Istituto Luco di Medicina del Lavoro dell'Università di Trieste, c'è qua il professor Massimo Bovenzi. Abbiamo analizzato contemporaneamente le concentrazioni delle emissioni in atmosfera puntuali dove si trovavano i diversi lavoratori della cokeria, no? E le concentrazioni nel sangue dei metaboliti delle sostanze che potenzialmente questi assorbivano, no? Ovviamente per alcune sostanze, in particolare il benzopirene, questo viene assorbito nel corso della giornata, poi in tempi relativamente brevi viene eliminato attraverso le urine prevalentemente. Però se noi andiamo a prendere l'esposizione settimanale, è brutto parlare dietro sta roba, mi metto in piedi, vediamo se ci riesco. Allora, se andiamo a prendere l'esposizione della settimana, noi riusciamo a vedere quanto un giorno aumenta. Durante la notte non riesce ad abbassarsi completamente questa concentrazione, che riparte da uno scalino un po' più alto, e quindi a fine settimana, a dente di sega, questa concentrazione può aumentare o può diminuire. Se riesce a eliminarsi durante la notte non troveremo differenze, se invece da inizio a fine settimana troviamo delle concentrazioni diciamo più alte, riusciamo a capire qualcosa. Se queste le associamo contemporaneamente all'esposizione lavorativa, riusciamo a fare una mappatura di quelli che sono i maggiori rischi e a capire se c'è o meno un assorbimento di queste sostanze. Era ovvio, cioè devi cominciare a vedere le concentrazioni nei lavoratori che hanno la maggiore esposizione. Fatta questa analisi abbiamo evidenziato che da inizio a fine settimana c'era un aumento significativo della concentrazione dei metaboliti di varie sostanze, diciamo, e questo voi direte è ovvio, ma attenzione, quello che, perché non voglio creare perplessità, stiamo dicendo cose che sono assolutamente, diciamo, chiare, palesi, che tutti abbiamo nella testa, però le stiamo traducendo in documenti, atti. E quindi abbiamo evidenziato il fatto che le concentrazioni tra inizio e fine settimana nelle urine di sostanze quali il benzoapirene, che è un tracciante e diciamo degli idrocarburi policiclici aromatici, nelle urine dei lavoratori aumentava dalle 4 alle 5 volte, cosa che non era ovvio, era la prima volta che veniva dimostrato che questa associazione l'analisi l'ha fatta appunto fra l'altro il professor Massimo Bovenzi, e questa analisi veniva associata alle aree a maggior esposizione professionale a questa sostanza. Cioè quindi abbiamo cominciato a dire benissimo, sui lavoratori dove c'è una competenza specifica dello PSAL come polizia giudiziaria, siamo riusciti nell'ambito della sorveglianza sanitaria a chiedere che venisse fatta questa indagine,
con la collaborazione dell'azienda, intendo, che ha pagato gli esami e che li continua a fare, e abbiamo evidenziato il fatto che i lavoratori esposti a queste sostanze ne assorbivano una certa quota. Attenzione, quota che viene assorbita non soltanto per via respiratoria, ma anche attraverso la via cutanea, d'accordo? E se potremmo anche dire anche una quota attraverso l'ingestione, se uno mangia lì, eccetera, eccetera, ma quello può essere più difficile da valutarle, ma esattamente. Allora, sulla base di questo dato qua, abbiamo cominciato a dirci, ma è possibile o non è possibile valutare se fra questi lavoratori che effettivamente assorbono sostanze che hanno una potenzialità, diciamo, grave per quanto riguarda la loro salute, è possibile vedere se c'è o non c'è un'incidenza maggiore di conseguenze relative a questa esposizione, e siamo andati a valutare da una parte quali erano le forme neoplastiche più diffuse per quanto riguarda gli esposti con questi comparti produttivi, e poi che sono il polmone e la vescica, il rene in ordine. Dopodiché siamo andati a fare questa analisi sui lavoratori. E questa analisi, attenzione, è un'analisi di polizia giudiziaria, cioè noi siamo ufficiali di polizia giudiziaria, l'indagine l'abbiamo depositata in Procura della Repubblica, non posso esporre alcun dato. Voi sapete che mi sta crescendo il naso, non è che non posso esporre i dati, li sapete tutti, li sanno tutti, perché la Procura li ha diffusi, ma io non, come diciamo istruttore dell'indagine, assieme all'ingegnere di guida e al dottor Tomins, non posso esprimere, però resta il fatto che effettivamente su una coorte di lavoratori che per 20 anni sono stati esposti a queste sostanze abbiamo evidenziato un eccesso di rischio. E questo non significa che nella popolazione dove queste concentrazioni sono molto più basse, ovviamente con un numero abbastanza limitato di popolazione si possa dimostrare lo stesso. Cioè, tutto quello che volete, però vi sto dicendo una cosa che non è frutto né della mia fantasia né della mia volontà. Quindi quello che poi noi andiamo a vedere sono le concentrazioni a questo punto devo vedere lo schermo, sono le concentrazioni e vedo che ci sono anche qua i rappresentanti, no, mi metto solo un po' qua, ci sono i rappresentanti anche i consulenti della siderurgica triestina, insomma, e i consulenti. Questi sono i dati di qualità dell'aria della centralina più prossima allo stabilimento. È una centralina che non è rappresentativa a norma di legge dell'insediamento abitativo. Signori miei, voi dite questo, no, scusate un momentino. Voi sapete che questo è così, noi l'abbiamo sempre considerata, abbiamo sempre scritto che se anche abita una sola persona, quella sola persona è tutelata. Questo l'abbiamo detto, l'ha detto la provincia, l'ha detto tutto il tavolo di lavoro. E questi sono i dati rilevati. Vediamo che per le PM10 c'è stato regolarmente lo sforamento dei 50 episodi all'anno per quanto riguarda i 50 mg metro cubo. Non abbiamo ancora i dati del 2014. Possiamo però dire una cosa, che rispetto all'esposizione al benzopirene questa dal 2010 è progressivamente calata. Sì, signor, ma non dite voi quello che dovrei dire io, insomma, scusate, fatemi finire voi, fate voi le osservazioni. Questo è sicuramente anche un effetto della riduzione della produzione, che allo stato attuale si attesta intorno ai 65 sfornamenti, vedo qua i rappresentanti, ma per quanto riguarda le nostre relazioni sono queste. Poi abbiamo i dati della centralina di via Pitacco, no? E i dati della centralina di via Carpineto, che per quanto riguarda il 2011 e il 2012 hanno sforato i famosi fatidici 35 sforamenti previsti dalla normativa. Altri dati, cioè noi stiamo facendo un collage di tutto quello che abbiamo fatto, di tutti gli elementi che abbiamo. E su questi elementi possiamo vedere una cosa, che però le polveri dei deposimetri dell'ARPA nell'abitato di Servola sono polveri che derivano dalla fonderia. No, che se ne Dio ne santi, a parte le fibre vegetali che come vedete hanno una frazione inferiore allo 0%, il resto lì è ovvio, certo. C'è un dato di fatto. Quindi cosa siamo arrivati noi a concludere da tutte queste relazioni? È che più o meno
penso che non è che il professor Barbone e il dottor Serraino modificheranno molto come conclusione, che c'è una situazione sicuramente critica per quanto riguarda la presenza di e questo lo dice la dottoressa Barocci stessa, la presenza di questo insediamento in un contesto sostanzialmente urbano, se le case sono lì, no? Però l'azienda sanitaria a un certo punto si è stufata di correre dietro, no fermi tutti, di correre dietro al singolo indicatore, per cui ci siamo detti la salute non è una centralina, la salute è la qualità della vita della gente che abita lì, questo dice l'OMS. Abbiamo risposto in questo senso al Comune, il Comune con una nota del settembre 2011, no? E dicendo che sì, ho capito, noi rispondiamo sugli effetti sulla salute, però la salute non possiamo trasformare l'abitante di Servola in una centralina per cui gli misuriamo su un orecchio una cosa, sull'altro orecchio l'altra, perché quello è la sua salute è rappresentata dal fatto di abitare in quella posizione, di sentire il rumore, di sentire la puzza, di non poter aprire le finestre, di non poter mandare i bambini a giocare in cortile perché magari si sporcano. E quindi il concetto di salute è un concetto diverso. Per misura il Comune è stato subito, nell'ambito della prima conferenza salute della città di Trieste, è stato subito molto sensibile a questa problematica e in collaborazione con la provincia di Trieste, l'ARPA, abbiamo programmato qualcosa. Intanto abbiamo cominciato a dire facciamo uno studio che vada oltre alla singola, per quanto possa sembrare, vi prego di lasciarmi finire come discorso, facciamo uno studio che vada a valutare quello che è la qualità della vita, concetto di salute dell'OMS, Alma-Ata, qui vedete la definizione esatta, nella popolazione, perché se andiamo a cercare il singolo indicatore o la singola patologia, sarà molto difficile che arriviamo a una soluzione per comprendere la questione, no? E quindi il Comune di Trieste, novembre dell'altro anno, ha approvato un progetto di valutazione complessiva della relazione tra i fattori di stress e gli effetti sulla salute della popolazione dell'area di Servola nel contesto di una situazione di importante impatto ambientale. Questo studio deriva dal fatto che sul tavolo di lavoro, no, sul tavolo di lavoro attivato dal Comune e poi coordinato dalla Regione Ambiente, dottor Agapito, cui partecipano la provincia di Trieste, l'Università di Trieste, il Comune, l'ARPA, eccetera, è stato concordato di dare priorità a questo. Lo so, difatti anche mi stressa le istituzioni, sono perfettamente d'accordo, è un problema, ma diciamo, mettiamola così, uno stabilimento industriale, sono anche su questo penso che sia io che il dottor Zolia possiamo essere concordi, però il discorso è che non stiamo parlando di istituzioni, stiamo parlando di un'azienda, insomma, ecco, non facciamo confusione. Allora, abbiamo concordato quindi questa indagine che viene cofinanziata dall'azienda sanitaria e dal Comune di Trieste e viene svolta in collaborazione con l'Università di Trieste, che farà delle indagini anche diciamo su prelievi delle urine della popolazione. Sarà un'indagine che è già in studio per quanto riguarda i protocolli e quindi nel giro di quest'anno dovremmo, diciamo, non dico portarla a casa, ma arrivare avanti. Questo ci permette di capire una cosa, cioè dare un concetto di salute della popolazione che si basa su quello che è la qualità della vita di questa popolazione, che è salute, no? L'altro discorso, nel frattempo, la conduzione aziendale, inutile dire, come sappiamo tutti, è cambiata. Ci sono state presentate delle proposte, io sono molto neutro, non è che quando sono arrivato qua la prima cosa che ho fatto è sono andato in ferriera con l'ingegnere di guida e abbiamo detto signori miei, dobbiamo ridurre gli infortuni sul lavoro, queste cose qua, volete lavorare con noi? Abbiamo
cominciato a lavorare con tutte le organizzazioni sindacali interne, no? RSU e RLS, e con l'INEL, abbiamo fatto un progetto di sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, da quale ci siamo tirati fuori dopo 1 anno e mezzo, per un lavoro fatto che è servito poi per l'accreditamento aziendale. Secondo me è un lavoro molto buono. Quindi, prima cosa, lavorare, dopodiché se i risultati non vengono si tirano le conclusioni, non è che uno può allevare un figlio quanto vuole, però a un certo punto se questo non funziona bene dice: ma caro figlio, arrangite. Ultimo discorso, allora, abbiamo visto che i livelli di emissioni sono progressivamente calate in funzione della ridotta attività. La nuova amministrazione e le istituzioni hanno proposto interventi importanti che potrebbero portare a una significativa riduzione delle emissioni diffuse. Quali? La pavimentazione di tutte le aree messe a parco delle strade interne allo stabilimento, l'adozione di un impianto di aspirazione delle emissioni diffuse della coccheria in sede di tavolo di coordinamento regionale per la vigilanza e insediamenti industriali, il confinamento e la copertura delle aree di messa a parco nell'accordo di programma, l'imungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri nell'accordo di programma, il marginamento fisico fronte-mare dell'intera area demaniale in concessione con l'annessa barriera idraulica. Ho messo i più importanti, se vogliamo, quelli che possono avere un impatto maggiore. Tutto questo, ripeto, io sono neutro, però alla fine quando valuto, e noi siamo neutri, ma quando valutiamo. E questi interventi però, e non entro neanche sul concetto di area a caldo o non area a caldo, sul quale ho delle mie opinioni, però io faccio un lavoro e questo è il dato che posso portare. La cosa però importante è che se questi interventi vengono fatti e possono portare a una riduzione sicuramente della problematica ambientale, perlomeno per quanto riguarda questi fattori, se non è associato a un rigoroso programma di gestione, controllo e manutenzione degli impianti, non funziona. Non funzionerà. Cioè questo controllo e riduzione degli impianti noi abbiamo cercato di metterlo in piedi tempo fa, non ci siamo riusciti molto bene. Con la nuova amministrazione ci aspettiamo moltissimo. Ci aspettiamo, se vogliamo, sì, ragazzi, quando io lavoro io vado, poi tiro le conseguenze. Ma sei qua Cremona, è là dietro, angolo, un momentino. Allora, un attimo solo. Allora, a questo punto qua, se questo deve essere un piano, l'intesa precisa che verrà richiesta da parte delle istituzioni, perlomeno dell'azienda sanitaria, è che questa attività di gestione, controllo e manutenzione degli impianti, ricambi, sia assolutamente importante, sia quantificata economicamente. Abbiamo bisogno anche di questo, no? E che sia in collaborazione trasparente tra azienda, istituzioni competenti e anche cittadini. Trasparente. E questo è l'impegno che si è preso il Presidente della Regione, si è presa l'azienda, tutto quello che volete. Io, ripeto, sono neutro in questo momento qua. Ed è una cosa importante. Sul resto, sul resto no. Questo è un resoconto di quello che abbiamo fatto, che abbiamo cercato di mettere in campo in questi anni. Rispondo soltanto a un'osservazione fatta prima sull'indagine nella popolazione. L'indagine sulla popolazione è stata finanziata totalmente dall'azienda sanitaria, dottor Rotelli qua presente, no? E è stato previsto, il campionamento, attenzione, è stato su un numero molto maggiore di persone, perché su quelle persone che noi abbiamo campionato abbiamo dovuto eliminare quelli che avevano fumato, ok? Che quello è un altro discorso. C'è stata una grossa adesione della popolazione No, ma Tommy, per quello stavo precisato, perché se ha sbagliato, ma ripeto, quell'indagine non l'ha fatta Tommy, l'ho fatta io, scusate un momentino, difatti adesso la preciso, solo che sì. Ecco, quindi c'è stata una fortissima c'era una fortissima adesione della popolazione di Servola, no? Abbiamo fatto di tutto col dottor Sulli, quella volta che penso conoscesse anche noi, abbiamo fatto di tutto per raggiungere un significativo campione di controllo. Siamo andati a fare no, su quel c'erano 200. Sì, ho capito.
Però dovevamo fare, attenzione, lo so, però voi sapete che, sì, ho capito, però no, ma ripeto, la popolazione di Servola ha risposto, non siamo riusciti in nessuna maniera, sì, non sono riuscito, fermo lì, non siamo riusciti c'ho anche i dati sui valori, ma non sono significativi, è quello il discorso. Sì, è quello. Quindi il dato, questo è, il signor Tull era uno di quelli che aveva un valore idrossipirene elevato, punto. Sì, ho capito, però ripeto, su questi dati qual è il problema? Il problema è che non si raggiunge una significatività statistica del campione. Allora, se volete da me il fatto che vi dica che c'è un'area in cui i lavoratori assumono e assorbono cancerogeni in una maniera significativa, questo vi rispondo. Se devo dire abbiamo un'evidenza chiara di questo nella popolazione, purtroppo non siamo riusciti a raggiungerla. È un problema nostro, è una impossibilità a fronte di tutto quello che abbiamo messo in atto e della disponibilità economica data dal nostro direttore generale, che voi sapete c'è stata, perché quell'indagine non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatta noi assieme a voi, con la vostra collaborazione. Allora, posso solo, un attimo solo, sì, però io vorrei chiamare all'ordine, allora intanto il pubblico e poi anche i relatori. Cerchiamo di magari non interrompere le relazioni. Alla fine di queste 3 relazioni in cui il tema è la salute, avremo tempo per fare le domande, perché sennò non riesco neanche a esporre. Ci ha messo 3/4 d'ora. Guarda. La popolazione e la mortalità dei lavoratori della feriera. Questo, allora teniamo, io direi, sì, allora, anch'io ho molte domande da fare. Chiedo ai relatori eventualmente di fermarsi, di non andare via gentilmente, e ringrazio sia il dottor Tominiz che il dottor Patussi per le relazioni e introduco la prossima relazione. Teniamo in caldo questa domanda, diamo risposta dopo. Per cui introduco il professor Fabio Barbone, professore ordinario al Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche all'Università di Udine, che ci dirà quelli che sono stati i risultati dello studio regionale fatto dall'Osservatorio Ambiente e Salute Friuli Venezia Giulia. Riusciamo a cambiare? Sì, poi faccio io. Sì, grazie. O se no con questo qua. Dovrebbe funzionare con questo. Vediamo. Allora, F5. Dovrebbe venire su. Così, e dopo con questo. Questo è quello del. Questo è quello Patussi, allora apro quell'altro. Allora chiudiamo. Barbone, eccolo qua. F5. Sì, buonasera, Fabio Barbone, io lavoro all'Università di Udine dal 92 e ho un job sharing, ho cominciato a lavorare anche all'Università di Trieste da un anno e mezzo. Io sono triestino, residente a Trieste, e con 2 dei miei 3 figli nati, uno nel 91 era nato fuori di Trieste, una nel 93 è nata a Trieste, una figlia e una del 95 è nata a Trieste. Sono nato e cresciuto in questa città. Quando io ho preso servizio in Italia, dopo un dottorato negli Stati Uniti, ho trovato lavoro dove ho trovato lavoro, prima al Cro di Aviano e poi all'Università di Udine, e avevo completato un dottorato in epidemiologia occupazionale. Nel mio lavoro di dottorato avevo scoperto che sostanzialmente l'epicloridrina, che serve per una molecola che serve per fare le resine epossidiche, causa il cancro del polmone e
causa neoplasie del sistema nervoso centrale. Quando sono tornato qui, dopo 6 anni in Italia, allora, mi sono, diciamo, da cittadino reso conto che c'era evidentemente un problema ambientale. Ero un epidemiologo, mi ero occupato di cancro del polmone e ho detto ma magari si riesce a condurre uno studio epidemiologico importante, serio, sul cancro del polmone e l'inquinamento dell'aria. Questo vi parlo più del passato, il futuro poi abbiamo deciso di presentare i risultati del lavoro assieme al dottor Serraino, ma io credo che bisogna contestualizzare quello che stiamo facendo in questi anni. In parte, come avete visto, ci siamo già, ovviamente abbiamo lavorato anche con i colleghi dell'azienda 1, però a me sembra che ci fosse evidentemente un'urgenza ambientale all'inizio degli anni 90 a Trieste. Mi sembrava che avevo il know-how per farlo e ho avuto fortuna perché qualche anno prima era stato condotto uno studio disegnato, era stato appena raccolti dei dati dall'anatomia patologica allora dell'Università di Trieste, riferimento in primo luogo al professor Stanta, e poi avevo conosciuto il professor Bovenzi, che poi è diventato ordinario di medicina del lavoro a Trieste, che aveva appena completato uno studio sul caso controllo, sul cancro del polmone e esposizioni lavorative a Trieste, e era stato evidenziato che tra i cittadini di Trieste in quel tempo il 20% dei casi di cancro del polmone, nei maschi sto parlando, era attribuibile all'esposizione ad amianto ed una proporzione ancora più ampia anche ad altri cancerogeni lavorativi. Io sono arrivato a Trieste, visto questo lavoro importante che era stato già fatto, pubblicato da Medicina del Lavoro, insieme ci siamo messi a lavorare, ho detto ma vediamo se ci sono degli effetti ambientali nelle persone che non lavorano, non hanno lavorato in precedenza in un'attività lavorativa con esposizione lavorativa a cancerogeni. E allora abbiamo insieme disegnato uno studio, questo era uno studio di popolazione che includeva 755 casi di cancro del polmone e 755 controlli che rappresentativi della provincia di Trieste. Erano casi rilevati negli anni 80 e quello è stato la base, diciamo, il primo studio europeo, voi non lo sapete probabilmente i cittadini, il primo studio europeo sul cancro del polmone, caso controllo in Europa, è stato fatto a Trieste ed è stato pubblicato nel 1995, questo per chiarirci. È stato fatto questo studio, il passato, nel presente, come avete visto, abbiamo condiviso con l'azienda 1 degli studi sugli effetti a breve termine di rilevanza locale e di rilevanza nazionale. Dopodiché, circa nel 2007 la Regione ha evidenziato che le problematiche ambientali erano rilevanti e assieme alle istituzioni, l'Università di Udine, il CRO di Aviano, l'ARPA, l'Agenzia regionale della sanità, allora poi diventata Direzione centrale della sanità, hanno disegnato attraverso questa legge l'istituzione di un osservatorio epidemiologico ambientale. Ricordo che allora il programma, questo stiamo parlando del 2007, includeva sostanzialmente i primi punti, vediamo se funziona, i primi punti. Il primo era un punto metodologico, per poter fare degli studi bisogna avere dei dati i più validi possibili. La prima cosa da fare, che non c'era in regione quella volta, era quella che noi chiamiamo la georeferenziazione della popolazione su un ambito territoriale. Io ho sempre ritenuto, e avevo fatto a mano per quello studio di cui andrò nel dettaglio poi a parlare del 95, a mano l'avevo fatto georeferenziando le residenze dei soggetti e ovviamente noi dovevamo usare una scala regionale, 1.200.000 persone da georeferenziare per quel che riguarda la loro residenza, non solo attuale, in un certo tempo T0, ma anche in tutti gli anni precedenti. È stato fatto un enorme lavoro da parte
nel nostro gruppo di lavoro da parte della Regione, utilizzando le strutture degli INSIL, eccetera, per cui abbiamo georeferenziato e storicizzato, cioè per tutte le residenze tenute da un cittadino del Friuli Venezia Giulia, messe su una mappa, e questi dati rappresentano, assieme anche alle localizzazioni, alle residenze dei casi, dei soggetti che nel frattempo sviluppano delle patologie, sono sostanzialmente mappate o mappabili. Questo è stato il primo lavoro. Dopodiché c'era una serie di urgenze che in quel momento la Regione aveva definito. Delle urgenze e anche delle finestre di opportunità, cioè della possibilità di fare delle indagini col budget che era presente, tenendo conto di quelle che erano i precedenti lavori, ed erano stati definiti questi, per esempio tumori e direttrici ad alto traffico del Friuli Venezia Giulia. Perché i tumori? I tumori perché in quel periodo, devo dire fino adesso soprattutto in Friuli Venezia Giulia, sono stati creati degli importanti registri di tumori di cui è direttore il dottor Serraino e responsabilità della Regione, eccetera, a partire dal 95. Semplicemente, in sostanza, abbiamo dati sanitari più validi per quel che riguarda i tumori rispetto al cardiovascolare, rispetto a patologie neurologiche, rispetto ad altre patologie, per questo motivo. E lavorare su grandi popolazioni dobbiamo avere dei dati elettronici informatizzati, evidentemente. Poi c'era una serie di esigenze locali. Le esigenze del Pordenonese qui definite, le esigenze di un elettrodotto che si pensava si potesse o si dovesse realizzare nell'Alto Friuli in connessione con l'Austria. C'erano delle problematiche riguardanti i tumori, l'azienda industriale udinese, delle problematiche relative sempre alla zona industriale udinese riguardo ad altre patologie a breve termine. Ovviamente nel frattempo appunto c'erano anche altri studi a breve termine, non legati a patologie che si sviluppano dopo decine di anni, ma anche nel giro di qualche giorno, no? E quindi tutti questi studi fatti in collaborazione per esempio con l'azienda 1, come capitanati dell'azienda 1 o in qualche modo che insieme ci siamo fatti dare anche dei finanziamenti da Roma, dallo Stato, per fare quegli studi. E poi a parte, ma non del tutto a parte, un enorme studio che io ho condotto sulla esposizione individuale a soggetti a mercurio. Perché vi parlo di questo? Perché per effettivamente arrivare al nocciolo della questione dobbiamo avere dei campioni biologici in centinaia di persone. E io l'ho fatto ovviamente utilizzando una popolazione, in questo caso a Trieste per 900 soggetti e nella Bassa Friulana per 250 soggetti, perché c'è evidentemente un interesse da parte delle donne gravide di partecipare agli studi, di concedere campioni biologici, di partecipare attivamente nel fornire informazioni, e questo è stato fatto in circostanze particolari con le quali, grazie al fatto anche che io ho ottenuto un importante finanziamento europeo su questo. Questo era il programma. Servola non c'è, ma perché non c'era in quel momento? Perché già era noto che era molto complesso studiare Servola, molto complesso. Io vi dico, adesso vi faccio la cronistoria di cosa come eravamo a queste conclusioni. Servola non può essere studiata come un pezzettino di uno dei 10-20 studi che vanno studiati in regione, perché Servola fa parte di una realtà come quella di Trieste estremamente complessa. In gran parte della regione, eccetto la montagna, ma in gran parte della zona friulana, bassa friulana, non c'è un problema di una terza dimensione dell'altitudine, mentre a Trieste c'è ovviamente nelle zone collinari c'è un problema di misurare non soltanto la presenza dei soggetti, ma dove sono in termini di, si stanno a 20 metri sul livello del mare, a 100, 200, a 300, 400, sul Cocusso a 672 metri, dove io vado a correre. E quindi c'era bisogno di uno studio importante, molto importante. Questi erano gli studi precedenti. Ne abbiamo fatti, quelli che avete detto, quelli che abbiamo visto, 20 anni fa, 5 studi importanti, grazie ai quali tra l'altro dopo, 18 anni dopo, utilizzando anche studi evidentemente molto più ampi, eccetera, si è arrivati alla conclusione che l'inquinamento dell'aria è un cancerogeno. Beh, insomma, qua si è cominciato a fare la storia comunque a Trieste, nei maschi peraltro.
qual era la complicazione di Trieste? Quella volta avevamo di strumenti forse meno sofisticati di adesso nel tracciare mappe, voglio dire, c'era il problema del centro, della zona industriale che aveva a sua volta 3 grandi poli storici, l'ex cantiere, la zona della Ferriera, l'inceneritore di Trieste. Nessuno parla a Trieste dell'inceneritore oggi, ma forse non tutti si ricordano che l'inceneritore 30 o 40 anni fa era ben altra cosa da un punto di vista tecnologico. La preoccupazione era l'inceneritore quella volta, 20 anni, 30 anni, 40 anni fa, dopodiché le tecnologie sono cambiate, no? Sono cambiate. E allora abbiamo georeferenziato queste persone, le abbiamo piazzate su una mappa, abbiamo definito quelle che sono le zone, diciamo, centrali della città, intorno a 1 chilometro circa intorno a Piazza Goldoni, abbiamo visto le tre realtà, no? Il centro città, questa è la zona ex cantieri, Servola, inceneritore, questa è una zona intermedia che stava tra il centro e la zona industriale, questa è una zona considerata diciamo residenziale, questa è la zona diciamo carsica. Benissimo. C'erano quella volta, voglio dire, già 40 anni fa c'erano state delle centraline, dei deposimetri, erano state misurate anche le polveri in 28 stazioni a livello cittadino, quindi non soltanto si fece un'analisi per distanza dalle fonti presunte di esposizione, quindi di emissione, ma anche in funzione con dei dati oggettivi, e alla fine, non vado nel dettaglio, evidentemente, alla fine si scoprì, voglio dire, che c'era un'associazione indipendente tra il fatto di vivere nel centro città, legato verosimilmente a degli inquinanti presenti nel centro città, e c'era un'associazione tra inquinamento dell'area di origine industriale nelle zone industriali di Trieste. Questo è stato ribadito per distanza, utilizzando la distanza dalla residenza rispetto a queste fonti puntiformi, e c'è stato poi una conferma rispetto ai dati di inquinamento appunto in questi deposimetri tracciati appunto sul territorio di Trieste. E quindi quello che poi emerge è che la zona del centro è la zona poi dei cantieri, quindi la zona, diciamo, Campomarzio, dove la zona che va verso attualmente la piscina, eccetera, eccetera, erano più o meno simili come situazione, e c'era un aumento nel centro, un aumento dell'inquinamento, e c'era un aumento dell'inquinamento intorno a Servola, e c'era un aumento dell'inquinamento, diciamo, in base a ricadute possibili dall'inceneritore. Poi furono fatte delle analisi ulteriori, quello che era l'esperto italiano sicuramente, maggiore esperto di studi spaziali, il professor Biggeri di Firenze, che forse qualcuno conosce, gli ambientalisti sicuramente conoscono e sanno anche che cosa pensa, e aveva ribadito che le ricadute sostanzialmente più pericolose per gli effetti sembravano quelle che arrivavano intorno alla zona di Valmaura, a seguito soprattutto delle brezze, molte giornate di brezza che portavano sostanzialmente verso nord, da sud a nord, con venti di scirocco verso quella zona. Era molto difficile distinguere l'effetto delle emissioni di allora della Ferriera rispetto alle emissioni dell'inceneritore. Le analisi, diciamo, sofisticate da un punto di vista statistico sembravano far emergere un'associazione con l'inceneritore di allora. Si fu fatto un'analisi anche per tipo istologico, eccetera. Quindi questi sono dati, direi, importanti, confermati da dati oggettivi di origine ambientale, e in qualche modo sembravano davvero portare a un contributo importante dal punto di vista sia della popolazione, sia della cittadinanza, sia dal punto di vista scientifico, tant'è che da un punto di vista scientifico ebbe molto scalpore. Devo dire che da un punto di vista dell'impatto sulla politica, mettiamola così, l'impatto fu praticamente nullo. Gli assessori di allora, insomma, erano ben diversi e lontani da quelli di adesso, ma insomma, diciamo, non ci fu nessun impatto.
Qua vado veloce perché questo semplicemente a ribadire le cose che ha già detto il collega Tomins, gli effetti a breve termine, importanti indagini, sia per vedere gli effetti nel giro di 5 giorni, una settimana, da picchi, no, di inquinamento, picchi di inquinamento di origine da traffico, picchi di inquinamento da eventualmente emissioni di tipo industriale. Tutte queste indagini mostrarono chiaramente delle associazioni statisticamente significative quella volta rispetto ai ricoveri per patologie respiratorie, NO2 e PM10, entrambi. C'erano delle associazioni con l'NO2 con le patologie cerebrovascolari. Non c'è discussione, tutto il mondo ormai sa queste cose, voglio dire. Trieste ha dato un suo contributo per dire questo e lo sa. No? Quindi il fatto di ridurre le emissioni di tutti questi, dei gas e delle polveri, voglio dire, è un caso assolutamente su cui non si discute in termini degli effetti. Non si discute più di questo. C'è stato lo studio di EPR che ha confermato questo, dopo gli studi europei, gli studi italiani, Trieste c'è, anche in questo caso, perché c'era un interesse. E questo vado veloce, sono gli stessi dati presentati dal dottor Tomins. Allora, a questo punto arrivo allo studio che poi verrà presentato nei risultati dal dottor Serraino. Io mi auguro che però ci sarà una discussione su questo, perché c'è stata molta, scarso approfondimento nella lettura di quello che è stato prodotto, che è stato interpretato, io lo so, da molti, in modo non corretto, ma forse perché non ci siamo confrontati sufficientemente. Sono contento qui di essere in un ambito, diciamo, in una struttura pubblica, regionale, a dire per la prima volta qualche cosa a riguardo. Allora, che cosa si fa? Il dato dell'indagine, adesso ve lo presenterò in termini di materiali e metodi. Io vi dico già che non è finito, insomma, il lavoro su Servola, sempre di tipo descrittivo però, no? Sempre di tipo descrittivo, sembra quasi sempre a fare quello che è dovuto fare, ma che è estremamente complesso. Comunque ci sarà un aggiornamento del dataset georiferito storicizzato, perché ci sono delle capacità, gli strumenti e le competenze dei dati in Friuli Venezia Giulia, vanno integrate e aggiornate le misure ecologiche e ambientali per condurre questi studi nei pressi di Servola, si andranno a valutare, oltre si è parlato di tumori, verranno presentati, ma si andranno a valutare gli impatti in termini di mortalità e di incidenza di infarto del miocardio. Io l'ho fatto, lo sto facendo anche nella zona industriale di Udine, per esempio. Però bisogna avere dei dati ambientali importanti, solidi, e anche dei campioni biologici davvero validi. Vanno ribadite e approfondite le possibilità di studi nell'ambito riproduttivo, e ovviamente credo che queste indagini, cioè, hanno già dimostrato di prevalenza dell'asma in una determinata popolazione, possono essere ripetute per le condizioni evidentemente non soltanto di quantità dell'inquinamento ma anche di qualità dell'inquinamento cambiano, e quindi in certi ambienti la raccolta dei dati evidentemente vanno ripetute. Io dico però poi alla fine, attenzione, ricordiamoci, non illudiamoci, quello che diceva anche Valentino Pattussi, alla fine queste sono indagini scientifiche molto importanti. Già il nostro modo di lavorare è considerato da quelli che lavorano in laboratorio, vedo qualche importante personaggio qui dell'Accademia anche triestina, voglio dire, cioè devono essere basati su dati laboratoristici validi, con campioni biologici rappresentativi. Ormai siamo tutti a fare indagini biomolecolari a livello cellulare. Dobbiamo renderci conto quelli che sono i limiti della scienza. Perché Servola? Ma qui io credo che ci sia stata anche un po' di confusione, o forse sono confuso io, ditemelo, ma c'è un po' di confusione tra il SIN, Servola, i dati pubblicati a livello nazionale, ne parlerà mi pare Diego, no? Su Sentieri, voglio dire. Stiamo parlando di Servola o stiamo parlando
della perimetrazione dell'area del sito di interesse nazionale inquinato. Stiamo parlando di due cose diverse. Cioè, qui i limiti della perimetrazione a mare e a monte, voglio dire, includono non solo Servola o le zone, diciamo, adiacenti a Servola, ma a zone che sono adiacenti ad altre frazioni di questa provincia, anche fuori dal comune di Trieste, Muggia, Aquilinia, cosa sono, voglio dire? Le zone appunto che sono più vicine all'ex o all'attuale inceneritore, voglio dire, dove stanno? Stanno vicino a un SIN anche quello. Di cosa stiamo parlando? Il SIN, i dati del SIN sono basati sulla raccolta dati dei residenti nel comune di Trieste. Il comune di Trieste include, voglio dire, Opicina, Scorcola, Rozzol, Santa Croce, voglio dire, di cosa stiamo parlando? Basovizza e andiamo anche sul Monte Cocusso magari, ma voglio dire, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando evidentemente che se mettiamo tutto insieme non troviamo niente, e questo non perché non si vuole farli gli studi, ma perché è davvero complesso farlo, quindi attenzione a questo. Abbiamo detto l'inquinamento dell'aria è un cancerogeno, questo è stato scritto poi il 17 ottobre del 2013, definito dalla IARC, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella sua agenzia per la ricerca sul cancro, in particolare riguarda il cancro del polmone. Scusate in queste slide in inglese, ma soltanto a ricordare che, insomma, che ci sono realtà più grandi della nostra, voglio dire, che hanno stabilito questo, ci hanno messo un po' di tempo anche loro, ma proprio perché il vaglio scientifico è estremamente importante. Attenzione! Lo dice lo IARC, attenzione, non c'è una molecola killer o due molecole killer che vengono fuori dalla ferriera. Attenzione, le molecole cancerogene vengono fuori non soltanto dalla ferriera. Dove è la concentrazione più elevata? Voglio dire, stiamo attenti di questo. No, il trasporto, la generazione appunto di energia, l'attività industriale più varia, le biomasse. No? Le biomasse, qualcuno si sta rendendo conto che le nostre stufe a legna che usiamo nelle zone periferiche di Trieste, voglio dire, inquinano dentro casa e inquinano fuori di casa? Lo sappiamo o non lo sappiamo? Benissimo. No, io non sto dicendo che dipende da quello, sto dicendo che bisogna considerare anche quello, questo sto dicendo. Quindi perché studiare Servola? Lo sappiamo benissimo ed è ribadito, ma perché va studiato Servola? Perché a Servola effettivamente, queste sono dalla relazione per cui non mi si dica che nella relazione, voglio dire, non sia stato scritto che ci sono delle problematiche di tipo ambientale. Questo è pezzo fatto dall'ARPA, ma voglio dire, io avevo anche una mia responsabilità nel leggere, nel verificare che non fossero scritte delle cose inadeguate. No. Quindi gli idrocarburi policiclici aromatici non è che i colleghi dell'azienda stanno dicendo che non ci sono e che fanno bene, non è vero, ci sono, lo sanno tutti, c'è scritto. Ovviamente dipende dal processo industriale. Tutto dipende dal processo industriale, da quello che uno è capace o meno di filtrare quando ha un processo industriale, chiaramente. È stato citato anche da Tomins il discorso del porto. Servola esiste, creata ovviamente dall'impero austro-ungarico, perché Trieste era il porto dell'impero, non per altri motivi. Il porto, qualcuno sta ragionando, adesso è complesso mettere su un altro studio con pochi fondi, lo sanno i nostri colleghi, sugli effetti dell'attività portuale, voglio dire, sulla cittadinanza triestina, ma voglio dire, gli ossidi di zolfo che arrivano a Trieste, voglio dire, con l'attività portuale, sono importanti. C'è una regolamentazione, voglio dire, del diesel che viene utilizzato dalle navi quando arrivano in porto, navi di vario tipo, comprese le crociere e le navi a crociera che arrivano nella stazione marittima. Voglio dire, c'è l'attacco all'elettricità e viene spento la nave o non viene spenta? Quando viene spenta? Viene cambiato il diesel o non viene cambiato il diesel? Queste sono realtà.
io non voglio dire che sono più importanti della Ferriera, io non voglio assolutamente che i cittadini di Servola pensino questo, ma dico che state attenti perché ci sono anche altre cose che vanno valutate. Queste sono le fatte dall'ARPA, ne stanno nella relazione, dimostrazioni, voglio dire, delle fonti di inquinanti a Trieste. Voglio dire, non stiamo parlando di una città creata intorno alla Ferriera, in una pianura, nello Utah o indifferente dove vogliamo, dove non c'è altro. Stiamo parlando di un porto che una volta era importante da un punto di vista di traffici, evidentemente, poi è diventato un porto sede di industria in una ovviamente situazione geografica molto complessa, perché proprio per avere le colline intorno, il ciglione carsico che blocca evidentemente la risalita degli inquinanti quando la brezza viene da sud, e quindi questi sono per esempio alcune delle emissioni. Voglio dire, c'è scritto anche su questa relazione che non esiste solo la Lucchini, che esistono anche altre industrie, voglio dire, che possono avere una rilevanza, che stanno nella zona industriale cosiddetta all'interno, vicina al SIN, voglio dire. Questo è chiaro? No? Questo è chiaro. E andiamo avanti. Quindi l'ARPA, attenzione, l'ARPA poi ha fatto questa, ha inserito nella pubblicazione una modellizzazione, no, delle ricadute provenienti da Servola. Questa è una modellizzazione. Questa è una modellizzazione sugli idrocarburi policiclici sociali aromatici. Un'altra modellizzazione l'ha fatta sull'SO2, cioè l'anidride solforosa. Attenzione, queste sono modellizzazioni a partenza da una fonte unica, come se intorno non ci fosse niente, no? Queste sono modellizzazioni. È molto complesso avere 1000 diciamo fonti puntiformi che emettono, includerci il traffico dentro, che sappiamo che cos'è a Trieste, eccetera, eccetera. Queste sono delle modellizzazioni che dicono che vanno, ovviamente in certi regimi di brezzo di vento da una certa parte, queste sono le ricadute. In base a questo è stato, in base a altre diciamo, informazioni provenienti delle centraline, è stato creato una serie di possibili, anche qui, di nuove creazioni di nuove aree di valutazione degli nuovi studi. Come lo facciamo questa analisi? Divisa per rione? Ha senso? Lo facciamo in funzione di un'ipotesi di partenza, che è quella che è stata sostanzialmente, non dico suggerita, ma diciamo si è voluto fare, diciamo, tenendo conto di fare uno studio su Servola a Trieste, su Servola e non sull'altro. Quindi sono state definite queste aree. Il discorso degli 800 metri dalla fonte principale, anche se sappiamo che non esiste nell'area di Servola, è un'area vasta, ci sono ovviamente polveri e inquinanti anche diffuse all'interno di questa area, non è come appunto un cammino della centrale termoelettrica di Monfalcone, peraltro, che è il nostro prossimo impegno a questo punto. Almeno un importante impegno della regione, quantomeno. È molto più complesso studiare Servola, anche per i motivi geografici che vi ho detto. Che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo detto che abbiamo utilizzato tutta una serie di mappature, questo è mostrato a livello regionale, ma esiste anche a Trieste, è stato fatto anche questo. Cioè noi sostanzialmente, questo è l'esempio dell'elettrodotto, di come si valutavano la presenza, in assenza di elettrodotto, dei tumori, e l'idea sempre qual è? Di fare, e questo è un contributo che vorremmo dare, attenzione, quando cambia proprietario, quando cambia produzione, si fa sempre la valutazione prima verso la valutazione dopo, no? Questo l'importanza di avere un sistema di monitoraggio vuol dire che a questo punto si faranno i confronti prima e dopo, se ci sono i dati. Con i tumori è più complesso, perché c'è un periodo di tempo che ci vuole perché si sviluppi la patologia. Negli effetti a breve termine sarà più facile, perché da una settimana all'altra si possono avere o non avere eventi acuti, quali un infarto, uno stroke, eccetera, eccetera. Quindi
Attenzione, la Regione ha messo a disposizione tutta una serie di strumenti che creano la possibilità di fare delle mappe, sono facili nelle mappe diciamo in aree non così complesse geograficamente, è più difficile farlo in questa zona. Ci abbiamo provato, l'analisi è stata fatta, i dati su Trieste, tra l'altro anche grazie al Comune, bisogna dire, alla Regione e alle aziende, sono georeferenziati in maniera completa, quindi si possono fare ulteriori analisi e si dovranno fare. Io adesso lascerò al dottor Serraino la presentazione dei risultati e ovviamente alle sue poi valutazioni. Io però alla fine vorrei intervenire nuovamente nella discussione perché non vorrei che ci fossero dei fraintendimenti sull'interpretazione dei risultati che sicuramente credo siano stati percepiti in maniera non completa quantomeno da parte sia della politica sia da parte dei tecnici sia da parte della popolazione, perché i risultati dello studio sostanzialmente, anticipo questa cosa, sostanzialmente confermano perfettamente lo studio di 20 anni fa che io ho fatto con un altro sistema, con un altro metodo, ma questo lo discutiamo dopo. Grazie. Ringrazio il dottor Barbone e adesso lasciamo la parola al dottor Diego Serraino, direttore del SOC Epidemiologia e Biostatistica all'IRSCRO di Aviano e responsabile del registro tumori del Friuli Venezia Giulia. Io chiederei, se possibile, di fare le prossime relazioni non eccessivamente lunghe per dar modo e spazio poi al confronto e alle domande del pubblico. Assolutamente, la cosa che più ci interessa. Vediamo come si funziona. Vediamo se riesco, è da qua che riesco. Lei mi può aiutare a cercare il Sì, Intanto, buonasera a tutti e grazie al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per l'invito e per aver organizzato questo incontro dibattito che indubbiamente sarà molto utile per fare chiarezza su questo punto. Mi chiamo Diego Serraino, sono un epidemiologo, ho studiato medicina e igiene preventiva qua a Trieste e lavoro al centro di riferimento oncologico di Aviano, dove da sempre, dal 1985, mi occupo di epidemiologia dei tumori. Ho avuto una formazione sostanzialmente legata all'Istituto Mario Negri di Milano, dove vengono i miei, supervisori, Silvio Franceschi e Carlo La Vecchia, e all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, quale sono stato borsista, ho studiato all'estero, eccetera. Quindi, come funziona? Posso andare avanti con questa? Sì, o questo, o se no qua c'è allora, ok, io cercherò di essere rapidissimo, nel senso, intanto la domanda. Questa è ovviamente una domanda, si sente, ma la stanza è piccola, no? Una domanda decisamente molto complessa. E cosa vuol dire questa domanda? Esiste un eccesso nell'incidenza? Vuol dire sostanzialmente se nella zona che interessa a noi, cioè il SIN di Trieste, ma in realtà poi un pezzo del SIN che è Servola, possiamo contare, esattamente contare quanti tumori ci sono in più dell'atteso. Basta, questa è la domanda. Cioè non c'è esiste un rischio, non esiste, sì, no, qua, no. Quella, ma oggi siamo nel 2015. Le persone che oggi si ammalano di tumore vengono sottoposte a un percorso diagnostico terapeutico adeguato al 2015 e lo stesso vale per le ricerche che facciamo noi, nel senso che non possiamo partire da un contesto delle conoscenze sulla ricerca dei tumori che ormai ha fatto dei passi da giganti e è arrivato a livello molecolare, no? Quindi ci vuole un attimo di sintonizzarsi su quello che stiamo facendo. La prima cosa da dire per chi non è addetto al mestiere è che il cancro è una definizione antica, non esiste, esistono le malattie neoplastiche, queste sono 230 almeno, sono classificate per via molecolare e sono tutte, perlomeno a grandi gruppi, sono una diversa dall'altra, hanno dei grandi gruppi eziologici. Immaginate che venga qua io a parlare agli infettivologi e dica che la malaria, la tubercolosi, l'epatite e il tifo hanno la stessa causa, mi riderebbero dietro, ok? Questa è la prima cosa. Senza di questa non c'è discussione, perché non è che c'è la causa del cancro, qualcosa che causa il cancro, questo non esiste. Cioè non c'è, oggi siamo nel 2015, pensiamo al 2020, questa è roba del 1960-70 e l'affrontare domande di questa complessità richiede strumenti adeguati e aggiornati. I tumori, le malattie neoplastiche sono una delle cose più frequenti, diciamo, patologie nel mondo, ci sono 15 milioni di nuove diagnosi, 5.000 morti, ci sono 30 milioni di persone che vivono col cancro nel mondo. Quindi il punto è, non è che in questa zona, nelle zone piccole noi studiamo, c'è un eccesso, quanti casi sono verificati per quell'esposizione che può essere l'autobus
a diesel, che può essere la ferriera e che può essere l'inceneritore? E questa è la domanda difficile, ma è una domanda di una complessità enorme. Pensate che ci sono migliaia di ricercatori nel mondo, si investono miliardi di euro, di dollari. Nel 2012 gli articoli pubblicati su questo argomento erano 2.700.000, cioè cerco solo di darvi un'idea della complessità della questione, no? Diciamo come punto di riferimento, qui c'è a Lione in Francia, c'è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro che, come ha detto il professor Barbone, è una branca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che fa solo ricerca sui tumori, penso più o meno nel 1950 sarà, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale sarà stata istituita, no? Ci sono, non so, gli Stati Uniti, National Cancer Institute, praticamente ha investito nel 1960 milioni di dollari dopo che la moglie di Nixon si è ammalata, quindi è una cosa gigantesca che impegna tutto il mondo, no? Quindi, allora ecco, quando noi facciamo il fuoco e andiamo a Friuli Venezia Giulia, a Trieste, dobbiamo essere totalmente consapevoli di dove siamo e almeno capire che per parlare di un'associazione, associazione vuol dire che esposizione a quel fattore aumenta la probabilità di ammalarsi, quindi qualcuno che non, un fumatore per esempio che vive di fronte al cammino di Serra non poteva non ammalarsi se anziché vivere lì viveva nel Carso, a Barcolo, a Pordenone dove abito io, no? E poi questa non c'entra nei tumori, quello che poi spesso viene chiesto all'autorità giudiziaria che citava Patuzzi prima è il nesso causale. Qui non c'è, ci sono solo due tumori che hanno una condizione necessaria, sono tutti e due legati ai virus, cancro della cervice uterina, virus HPV, sarcoma di Kaposi nell'AIDS trapiantati e un herpes virus. Per il resto non c'è il mesotelioma, chiaramente con l'asbesto, il 99% dei casi, fumo e polmone, cancro del polmone, il 90%, cioè, ma queste poi cose che cambiano, perché diciamo che più diminuisce la prevalenza dei fumatori, poi aumenta altre cose, no? Per esempio aumenterà sicuramente l'impatto dell'ambiente sul cancro del polmone con la diminuzione dei fumatori. Io non vi tedio su queste robe, però vi voglio dire solo questo, che se vogliamo veramente affrontare una cosa così complessa dobbiamo abbandonare le nostre ideologie, i nostri pensieri e dire credo negli organismi scientifici sovranazionali indipendenti, perché non c'è alternativa, se no diventiamo autoreferenziali e ci scambiamo opinioni, non ci scambiamo dati e evidenze, no? Poi le opinioni sono tutte rispettate, però sono opinioni, quindi in realtà le evidenze sono queste e le opinioni sono le opinioni delle persone, dei gruppi, ma per carità, però questo deve essere, diciamo, chiaro. Se noi guardiamo lì rapidamente quello che ci dice l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che ci dice il National Cancer Institute, l'American Association for Cancer Research, nella media oggi sappiamo che l'ambiente ambientale per tutti questi fattori ci dice che il 2% di questi tumori sono attribuibili. Ma perché dice questo? Perché intanto sono solo 2 tumori dei 230 forme, no? Che sono associati all'inquinamento ambientale, polmone moltissimo, vescica forse, ma sicuramente lo è, perché ancora i dati non sono maturi, ma siamo convinti che lo diventerà. Ma i tumori più diffusi come mammella, prostata, colon retto non c'entrano nulla con le conoscenze attuali, c'entrano con altre cose, il tabacco, la dieta, eccetera, l'occupazione, no? E quindi questo è un punto di partenza, questa è una media, che non vuol dire che il 2% va per tutto, ma vuol dire che è una media, non è il 30% del fumo, della dieta, eccetera, no? Il professor Barbone gli ha fatto vedere già quello che la IARC ha detto, gli ha fatto vedere le principali fonti di inquinamento, quindi eccetera, i disturbi, no? Noi in questa regione sappiamo benissimo cosa succede, vedete vi ho segnalato in rosso vescica e polmone che hanno una forte associazione riconosciuta da molti anni. Lui ha citato il suo fantastico studio del 1995, uno dei precursori, che proprio qua ha dimostrato. Sapete che questa città è la città che ha il più vecchio parco autoveicolare d'Italia, ha più elevati inquinamenti dell'aria da traffico fino, penso, a qualche decina di anni fa, per motivi che tutti noi sappiamo, no? E queste sono le cose che sappiamo. Nonostante tutto, vedete che il cancro del polmone in regione diminuisce sensibilmente, perché diminuisce la prevalenza di fumatori, no? Ma veniamo subito a noi. Allora, questa è ovviamente la Ferriera di Trieste, non so se voi l'avete mai vista questa foto, se conoscete, se riconoscete il luogo. Beh, io ho studiato lassù in cima dove c'è l'antenna, no? Questo ovviamente è la Bora che tira a sud-est verso Muggia, no? Questa è una foto che avevo da un po' di tempo, insomma, non la cancello, tanto. Questi dati che vi facciamo vedere sono stati presentati dal gruppo di lavoro, quindi di cui vi ha descritto il professor Barbone, quindi sta di Udine, Direzione Centrale Salute, Aviano. Scusi? Questa è là, dovrebbe essere questa qua, sono i ferri che rimangono là, giusto? Non è la sola. Beh, lo so, questa è una foto. Come? Sì, no. Ma certo, no.
No, ma questo non è il camino, questo qua dovrebbe essere, però me lo insegnate voi, è fuori quando c'è il ferro per terra, giusto? No. Cos'è questo? Poi vende l'altoforno. Forno 3 e forno 2. Ok. Non dovessi fumare. Ok. No. Una roba che non dovessi fumare. Brutti vizia, una brutta vizia. Fuma. Significa che l'impianto è morto. Bene, questo io lo imparo da voi perché parlavo una volta a una conferenza su tumore al polmone. Lasciatemi finire e poi vi ascolto volentieri. Diciamo, questi risultati che vi presento rapidamente sono stati presentati recentemente al nostro meeting degli epidemiologi italiani, no? Che si è svolto è andata via un pezzo a Catania, mi sembra ad aprile, presentato giusto? A Napoli, scusate, a Napoli ad aprile, quindi l'introduzione ve la salto, sappiamo che vi ha già detto tutto il professor Barbone, il SIN di Trieste però ve lo volevo far vedere, non volevo perdermelo, da qualche parte l'avevo messo, poi ve lo ridico, sostanzialmente vi ha spiegato bene tutta la situazione, c'è l'Osservatorio Ambiente e Salute, abbiamo studiato questo. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto è stato scelto quest'area, divisa in 4, gli 800 metri della Coccheria, e questo è un po' il succo. Perché 800 metri? Perché non 200 metri? Vicino al Signore mi spiegava che molti abitano vicino a 200. 150. Perché non 150? La letteratura dice, ce lo spiega il professor Barbone, 50, 100, però c'è troppa, diciamo, il tumore al polmone è frequente, ma ci vogliono almeno, diciamo, per fare degli studi statistici che isolino questi fattori, no? Che non siano qualitativi di opinioni, 20.000 abitanti, perché se no i casi sono pochi, ci sono 60-70 casi nei 100.000 abitanti, qua sono 15 anni, abbiamo dovuto prendere gli 800 metri per avere il numero minimo di tumori del polmone necessario per fare lo studio, quindi non potevamo andare a 50 metri, il professor Barbone ha proposto alla Regione di fare uno studio individuale, cioè andare proprio lì con... Penso di sì, lui ha disegnato lui, poi ve lo dice lui, ma però là ci vogliono dei soldi. Questo studio è stato fatto finanziato Zagnari, che è dietro di lei, con quello che ci aveva, insomma, capite? Adesso non è che diciamoci le cose come stanno, perché sennò dopo vogliamo fare gli scienziati, cioè quando tutto il mondo, cioè non è possibile onestamente. Guardi, cioè, questo è assolutamente vero, ma lei sa che ma lei lo sa che ci ammaliamo anche a Pordenone, no? Sì, il problema è che ci siamo dappertutto di questo, quindi qua il punto di cui stiamo parlando non è cosa facciamo quando ci ammaliamo, ma quanti di noi si ammalano perché stanno lì. Occhio, la domanda è questa, perché se lei mi dice cosa va, io non lo so, c'è Zagnari, lo dice lui cosa fa la Regione, però io le dico che la domanda è quante persone si sono ammalate perché hanno vissuto lì, è diverso. Certo, lei dice abbastanza e uno è anche troppo, però noi dobbiamo contarle, questo è il punto, capisce? Cioè, io sono pagato per quello e l'ho fatto, però non siete obbligati a credermi, assolutamente. Allora, ritorniamo agli 800 metri. Questo è stato scelto come distanza, diciamo, più vicina possibile col numero adeguato per fare lo studio, no? Poi c'era la parte quella extraurbana e l'area urbana. L'area urbana è quella studiata dal professor Barbone, dove sapevamo già qual era il rischio in quell'area, quindi è stata scelta come riferimento. No? Quindi sono stati usati i dati del registro tumore, abbiamo preso tutti i tumori del polmone. Perché il tumore del polmone? Perché è l'unico tumore riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come associato all'inquinamento. Abbiamo guardato tutto, i linfomi, abbiamo guardato il rene, abbiamo guardato la vescica, non abbiamo trovato nessuna evidenza, ma dall'altro non c'è la possibilità, non c'è una coerenza biologica, non c'è una coerenza con gli studi in atto, la coerenza c'è col cancro del polmone, quindi là siamo andati a vedere. E quello che abbiamo fatto, oltre alla geofrenziazione di cui tutto il merito è del professor Barbone che ha saputo organizzarla, è studiare la morfologia. Attenzione, il tumore del polmone non è unico, ha vari tipi istologici, varie cellule, l'adenocarcinoma e lo squamo cellulare sono i due più importanti. L'adenocarcinoma più risente un po' meno dell'effetto del fumo, no? Scusate, sì, lo squamo cellulare risente più dell'effetto del fumo dell'altro, quindi poi l'altra cosa cruciale è che noi dobbiamo trovare gli stessi rischi negli uomini e nelle donne. Questo è fondamentale, cioè l'ambiente... Prego? Perché dice così? Ci sono aspetti diversi, se mi ricordo bene, adesso è un po' che non frequento la materia, però non è così per la biologia. Non è così per le cellule, no, mi spiace, c'è un biologo, qua c'è il professor Bovenzi,
Ma glielo spiega il professor Bovenzi perché... Non si mangia uguale, non si abbia le stesse usanze, non si abbia il stesso peso, la stessa altezza, la stessa fisionomia, lo stesso punto di nascita, cioè uguali dentro. Quindi vede che... ma lei si sta dando la zappa sui piedi, perché mi sta dicendo che abitare lì o no non cambia la cosa che non diciamo noi, perché se fosse come dice lei... Però no, interrompiamo... più 34% del tumore ai reni non è un valore attendibile nei 800 metri, cioè un 34% in più. Vediamo i risultati, dai, così poi commentiamo. No, sì, io mi sono soffermato sul cancro del rene, non c'è nessuna evidenza che c'entri con l'inquinamento ambientale dell'aria. L'ha detto lui, vescica. Io non penso che l'abbia detto, no. Noi conosciamo solo vescica e polmone e studiamo... No, lui ha detto rene perché il rene interessa... Aspetti, quel signore lì, signora, abbia pazienza, questi due signori studiano l'occupazione, non l'ambiente. C'è la gente che ha lavorato, loro non hanno studiato l'ambiente, hanno fatto solo l'occupazione. Cosa cambia? Allora, lo chiede al professor Bovenzi che è dietro di lei se ambiente e occupazione sono la stessa cosa. Non è la stessa cosa, assolutamente non è la stessa cosa, non è vivere vicino a un'industria, lavorarci dentro magari all'altoforno, è impensabile. Sì, non lo so, io vi sto parlando di un'altra cosa. Se vogliamo dire che fa bene, non sono la persona giusta, è ovvio che non penso che faccia bene, però cercate di seguire il ragionamento che viene fatto dalla gente che fa solo ricerca sanitaria e che non ha nessun interesse economico, non ci guadagna una lira, tranne lo stipendio che mi pagate voi. Quindi questo deve essere molto chiaro. Però se confondete ambiente con occupazione perdiamo il nostro tempo, perché sono due mondi separati, cioè non c'entra niente. Lasciatevelo dire, non è che... Come? Ma è occupazione, loro hanno parlato di occupazione. Ok, allora, noi, ribadisco, ci siamo in questa relazione, vi presentiamo i dati sul tumore del polmone, perché è l'unica sede neoplastica per la quale c'è qualche possibilità di misurare l'impatto dell'ambiente, perché il rene in nessuna parte del mondo ci crederà mai nessuno che c'è un inquinamento ambientale che causa il tumore del rene, dell'aria, è possibile con alcune zone inquinate dell'acqua, ma sull'aria no. Noi ci siamo occupati dell'inquinamento ambientale dell'aria, e quella storia del rene penso che sia più che altro su Muges, se non mi ricordo, però torniamo qua. Non parlare piano perché sennò penso... No, l'associazione rene, esposizioni nella siderurgia non è legato agli inquinanti aerodispersi di questo tipo, ma è legato a metalli pesanti sostanzialmente, un concetto diverso. No, allora, e quindi vi dicevo della morfologia, bisogna andare nel dettaglio, no? Ok, abbiamo fatto vari paragoni, abbiamo preso come riferimento sostanzialmente l'area urbana, perché l'area urbana era già stata studiata dal professor Barbone e dal suo gruppo, dove si era visto un aumento importante del rischio, quindi non potevamo paragonare l'area industriale con il Carso, Barco, perché non aveva senso. Da questo punto di vista cosa abbiamo trovato? La cosa più importante che abbiamo trovato è, vedete, uomini e donne, gli uomini che hanno vissuto per molti anni, ovviamente c'è tutta la storia residenziale, entro 800 metri dalla coccheria. In effetti noi troviamo un rischio del 35% aumentato il tumore del polmone. Questo ci sta perfettamente con la letteratura, è esattamente quello che ci aspettiamo. Punto cruciale è che non l'abbiamo trovato nelle donne, no? Questa era l'altra cosa che ci aspettavamo, perché l'inquinamento ambientale deve agire nello stesso modo nelle donne e nell'uomo. Questo è un assioma, non può essere diverso, perché se è ambientale, se no vuol dire che questi uomini hanno fatto delle cose che queste donne non hanno fatto, e sostanzialmente possono aver lavorato, possono aver fumato di più, eccetera, eccetera. Questo è, tutto il succo della questione, no? Ma se poi andiamo a vedere, a cercare il tumore del polmone che c'entra un po' di meno con il fumo sigarette, quindi un po' di più con gli inquinanti, noi troviamo il carcinoma l'altra forma, quindi non ci dà una conferma l'istologia, ma anche questo ancora non ci dice abbastanza, però nelle donne, vedete, anche qua cambia, i numeri sono ancora relativamente piccoli, non abbiamo ancora abbastanza casi, adesso lo aggiorneremo al 2013,
e con questo, con altre metodologie, pensiamo di rafforzarlo, no? Le conclusioni che troviamo in aumento solo negli uomini, lo troviamo negli 800 metri e ci domandiamo cosa fare, apriamo la discussione. Però permettetemi di chiudere con Sentieri, perché io lo so che Sentieri è rimasto un po' un punto di domanda, e la domanda è: perché il Registro Tumore e Influenza Giovane non ha aderito a Sentieri? E non ha aderito dalla parte oncologica per motivi molto semplici. Innanzitutto, vedete, di tutto questo elenco, non so cosa si vede là, di tumori, malattie associate all'ambiente, Sentieri ce ne sono solo 2 per cui è certo, ed è la pleura sostanzialmente e il polmone. Quindi c'erano troppe domande, ma la domanda cruciale, il punto cruciale perché non abbiamo aderito, e che qua non si vede purtroppo il SIN, è che Sentieri considera il Comune di Trieste un SIN, ma è sbagliato. Il Comune di Trieste non è un SIN, è quello che ha fatto vedere il professor Barbone, il SIN, cioè quell'area perimetrale di 10.000 ettari, non so quant'è, è l'area portuale che ha 3 tipi di inquinanti, di natura sostanzialmente portuale e industriale. Considerare Trieste un SIN non ha nessuna logica, proprio nessuna, quindi noi per quel primo motivo abbiamo detto ma non possiamo aderire. L'altra è che non si voleva considerare quello che succede a Trieste. Trieste, dal punto di vista della scuola austro-ungarica delle autopsie, sapete che si facevano autopsie a tutti i deceduti, sia qua che in parte anche a Gorizia. E vi faccio solo vedere che le diagnosi di tumore fatte in questa provincia, il 5% di queste diagnosi sono post mortem, cioè non sono conosciute in vita. Se io vado a paragonare Trieste con Gorizia, Udine e Pordenone come voleva fare Sentieri, ma è ovvio che trovavo il 5% di aumento, semplicemente perché non ci sono le autopsie, quindi l'analisi va fatta senza autopsie e Sentieri non può fare lo studio dei SIN. Guardate cosa hanno trovato semplicemente della mortalità. Qui saltano le tabelle perché io uso un programma diverso che col Mac, ma hanno trovato la mortalità praticamente uguale nei maschi e nelle femmine, Trieste rispetto alle altre 3 province insieme, ma una riduzione per esempio della mortalità per tumore del fegato, che è una cosa che non si può dire che il SIN prevenga la mortalità per tumore del fegato. Ma la conclusione di Sentieri è molto chiara. Cosa dice Sentieri? Dice: a Trieste si raccomandano in particolare il potenziamento delle attività di monitoraggio dell'inquinamento da amianto e la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, okay? Il potenziamento del monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dovuto a polvere, IPA, eccetera, eccetera. Le cose che si fanno regolarmente, no? Quindi questo è, alla fine, qual è la risposta a questa domanda? La risposta a questa domanda è un no condizionato. È no condizionato perché il tumore del polmone nei maschi comunque noi troviamo un eccesso e ci piacerebbe capire cosa è dovuto a questo eccesso, cioè quale parte di quell'aumento di rischio che è misurabile in un caso e quasi in un caso e mezzo in più all'anno dell'area vicino a Servola rispetto, diciamo, all'area urbana sia dovuta a che cosa? Ed è lì un po' forse la discussione, no? Cosa vogliamo fare? Cosa pensiamo? Tenendo conto che nelle donne non lo troviamo. Grazie, spero di avervi dato una mano a leggere un po' di... Voglio però aggiungere... Prego Fabio, io voglio solo aggiungere però un punto ai risultati. Perché ovviamente il dottor Seraino risultati o quello sì, sui risultati quella del 1,35 nei maschi e femmine. Questa, guarda, questo qua. Eccolo. Attenzione, allora ovviamente qui il tema è Servola e quello che vi ha descritto il dottor Seraino è assolutamente corretto. Quello che preoccupa me, diciamo, e credo che dovrebbe preoccupare anche l'amministrazione comunale, è che c'è una parte di Trieste nei maschi e nelle femmine che ha il cancro del polmone molto più basso del resto, che sono queste persone che stanno a 3 chilometri da quel punto, ma che sostanzialmente rappresentano la popolazione che non sta a 0, cioè a livello del mare, ma sta più in alto. E quindi se le andiamo a vedere poi sulla mappa sono Scorcola, sono Barcola, sono Via Rossetti, sono Rozzol, sono Opicina, eccetera. Attenzione, noi non sappiamo ancora qual è il peso di aggiunta eventuale di rischio a Servola, c'è qualcosa sui maschi ma potrebbe essere di natura occupazionale, in genere gli effetti ambientali si vedono nei maschi e nelle femmine come dice il dottor Seraino, ma quello che mi preoccupa è che anche gran parte del centro della città è a rischio aumentato di cancro del polmone rispetto alle zone nelle quali l'inquinamento è più basso.
Allora, adesso vi avevo promesso il dibattito, io però, visto che c'è ancora l'ultimo relatore e penso che il dibattito sarà interessante, lascerei prima finire l'ultima relazione, dopo che so che sarà, come sempre, Alda, molto sintetica e molto chiara, e poi lasciamo spazio alle domande. Va bene. Bene, buongiorno a tutti. Io farò certamente una relazione molto meno dotta e scientificamente corretta rispetto ai miei predecessori e, come vedete dal titolo, l'argomento è molto più terra-terra. Dirò la verità che, sentendo chi mi ha preceduto nelle relazioni, più che di seguire l'intervento da me previsto, mi verrebbe voglia di porre loro delle domande, ma queste semmai le porrò più tardi. Ecco, la mia intenzione era quella di vedere un momento quale è stato il vantaggio che il rilascio dell'AIA, autorizzazione integrata ambientale, data alla Ferriera 6 anni fa, qual è stato il vantaggio portato alla popolazione e quali benefici ne abbiamo tratto e poi quali saranno eventualmente i benefici che arriveranno alla popolazione dall'AIA, che verrà rilasciata certamente allo stabilimento alla nuova proprietà che subentrerà nella gestione. Mi dovete però permettere di cambiarmi gli occhiali, perché con questi non vedo lo schermo, grazie. Sì, posso solo fare una precisazione, perché sennò la signora mettiamo qualcosa così. Noi abbiamo cercato, nell'ambito dei lavoratori, tutti i tumori possibili, abbiamo avuto una politica abbiamo evidenziato solo quei due. Noi che abbiamo gli altri non li abbiamo cercati, attenzione. Bene, allora di cosa stiamo parlando? Facciamo un po' riferimento, ovviamente e in maniera stretta, alla Ferriera in questione. Nell'anno 1995 questa struttura era già stata classificata dall'allora sindaco come un'industria insalubre di prima e seconda classe, il che già prometteva bene per la salute e le condizioni di vita di chi lavorava nei paraggi. E se vogliamo fare un passo indietro per quanto riguarda questa struttura, che è nata nel 1896, se ricordo bene, tra parentesi diremo che allora produceva 40.000 tonnellate di ghisa, poi ne produce 400.000, quindi diciamo che il discorso sul fatto che la Ferriera è una struttura che è sempre stata lì, sì certo è sempre stata lì, ma con performance molto ma molto diverse. Bene, andiamo avanti a vedere cosa succedeva. 1978 ho portato alcuni ritagli di giornale per ricordare qualche episodio. La gente si lamentava a Servola che i bambini respiravano male. Poi andiamo avanti nel 97, i fumi della Ferriera ci avvelenano. Poi andiamo avanti nel 98, Ferriera entro il 2000, niente fumi. E certamente ci promettevano degli interventi meravigliosi. Sempre nel 98, Ferriera pulita con 400 miliardi, fate un po' il conto di quanti euro sarebbero stati 400 miliardi. 2005, diossina nel mare davanti alla Ferriera, ma guarda caso ci hanno scoperto anche che c'è la diossina, così en passant diremo che l'impianto di agglomerazione o sinterizzazione che dir si voglia è quell'impianto che sputa continuamente diossine, cioè sputa dei fumi contenenti diossine. Quale sia la quantità di diossine emesse non ci è dato sapere, perché da quel che abbiamo appreso i controlli sono, diciamo, un poco saltuari. Nel 2007 la Lucchini Ferriera, 3 anni per dimezzare le polveri, e siamo sempre lì. Come vedete già quella volta il benzene, il PM10 erano ben oltre quelli che erano i valori stabiliti allora e
valori che erano certamente più ampi di quelli attuali. Con queste belle premesse, cosa succede nel 2007? Nel 2007 viene dichiarato dai politici di allora: daremo comunque l'ok alla Ferriera, nonostante che ci fosse stato in quel periodo l'ultimatum del Ministero che già aveva messo in evidenza quelli che erano i problemi ambientali di questa struttura, che aveva chiesto di mettere in mora lo stabilimento a causa degli inquinanti. Ebbene, di questo la Regione non si è accorta ed è stata data un'AIA ricca di prescrizioni ambientali, prescrizioni che sono state diciamo più o meno parzialmente rispettate nel corso degli anni, qualcuna anche no, comunque è stata data e ne abbiamo subito le conseguenze. Nel dicembre del 2007 la Giunta regionale approva l'AIA e di conseguenza viene rilasciata. Bene, nel 2008 che cosa troviamo? Troviamo che ci promettono controlli sanitari. Nel 2010 troviamo che viene dichiarato che abbiamo nella regione un primato regionale per quel che riguarda i tumori e così si va avanti. Ma guarda caso, nel settembre 2012 salta fuori che esisteva già nel 2007 una perizia che rilevava qualcosa di pericoloso, che rilevava la presenza di sostanze cancerogene. Perizia che era stata fatta per conto della Procura a cura dell'Università di Trieste e che aveva messo in evidenza che il particolato campionato a servola evidenziava un'azione mutagena sia diretta che a seguito di attivazione, eccetera. Quindi evidenziava già un grosso pericolo. La Regione comunque non se n'era accorta e l'AIA è stata felicemente data lo stesso. Andiamo poi avanti. Tutte le istituzioni sapevano di questa perizia, perché come vedete l'azienda sanitaria aveva fatto partecipe l'universo mondo di ciò. I cittadini però no, i cittadini non lo dovevano sapere. E andiamo avanti nel 2013, finiamo agli onori della Repubblica, sempre per questioni di malattie, poi abbiamo la questione dei morti tra i lavoratori e così di passo in passo si continua. Ma di chi è la colpa di tutto questo? Ma naturalmente dei cittadini che sono andati ad abitare lì, perché siderurgia, attenzione, qua si diceva che quando i temi ambientali avevano iniziato a farsi sentire c'era chi aveva comprato a prezzi bassi gli appartamenti per poi lucrarci sopra. E questa è una leggenda che è stata ampiamente diffusa, divulgata e che io ho sentito ripetere all'infinito, ma non da signora Pina a terza elementare, ma da persone fornite di laurea, insegnanti, altre cose. Ma cosa volete? Voi avete comprato lì le case per 2 soldi, cosa vi importa? Come potete pretendere di avere una vita decente? Chi vi ha detto di andare a stare lì? Allora vediamo come è fatta la struttura di Servola. Voi avete lì nell'angolino a sinistra in basso la posizione dello stabilimento. Le casucce in blu sono quelle che risalgono al prima del 15, se mi ricordo bene, c'è il villaggio storico. Le casine che vedete in giallo tra quelle blu e la Ferriera fanno parte, sono il cosiddetto borgo che è sorto negli anni, alla fine degli anni 50, è sorto per ospitare la gente che stava nel campo profughi della Risiera. Vi ricorderete, chi ha una certa età si ricorderà le baracche che c'erano presso la Risiera. Naturalmente questa è gente socialmente depressa e quindi è giusto che subisca i guai, che subisca l'inquinamento, che subisca i gas della Ferriera, perché questi disgraziati potevano stare a casa loro invece che fare i profughi, no? Purtroppo adesso questa gente lì non c'è più, queste case sono state riscattate, sono state vendute e lì si trovano molte persone giovani con bambini piccoli che ovviamente, essendo persone di reddito modesto, non hanno una gran capacità di comprarsi la Villa Grignano e quindi è giusto che subiscano. Del resto dobbiamo dire che l'azienda sanitaria a suo tempo ha fatto il suo, perché qui noi abbiamo collezionato un po' dei solleciti che l'azienda sanitaria ha fatto alle istituzioni, sollevando il problema e mettendo allerta sul fatto che bisognava provvedere in qualche modo a tutelare la gente
se le condizioni ambientali non erano valide. Però tutto questo è rimasto ovviamente lettera morta. Dopo 42 mesi di AIA, che sono un paio di anni, cosa troviamo sul davanzale di casa di un residente a qualche centinaio di metri dalla Ferriera? Cosa troviamo? Andiamo un poco a leggere qua sotto, non si riesce a vedere granché, comunque è stato fatto un campionamento degli IPA sul suo davanzale e confrontato con un analogo campione nei paraggi dell'università. Se guardate un po' i numeri, mi sembra che sia per gli IPA totali, sia per gli IPA cancerogeni, sia per il benzapirene, i valori di Servola siano leggermente superiori a quelli riscontrabili nei paraggi dell'università. Nello stesso periodo, nella stessa occasione, nel corso della stessa indagine, i signori che abitano, questi signori possessori del davanzale incriminato, si sono sottoposti a delle analisi e guarda un po', nella loro urina è stata trovata una carettata di idrossipirene, il quale idrossipirene è, come sapete, il metabolita del benzapirene, se mi ricordo bene. Quindi non solo, ma la moglie che sta a casa si è trovata combinata peggio del marito che va sempre a spasso, cioè la concentrazione nell'urina della moglie era superiore a quella del marito. Però questa ricerca è ovviamente irrilevante, anche perché colpa sua che è andato ad abitare lì. Allora noi, tanto per avere la proporzione della situazione, abbiamo fatto un paragone tra le PM10 e anche il benzopirene che è stato riscontrato nella centralina più vicina allo stabilimento, che è stata collocata lì. Ringraziamo come al solito il comune, perché è stata collocata lì a cura del comune, è la famosa centralina contestata, e la famosa centralina sulla quale i cui dati, diciamo, non si sono potuti, diciamo, usare per anni, perché bisognava aspettare che venisse in qualche maniera accettata l'ARPA nazionale, l'APAT allora l'aveva asseverata, eccetera, però Lucchini si era sempre opposto, aveva sempre detto che questa misurava area industriale. Dopo vi faccio vedere dove è collocata. Bene, e comunque questa è collocata 200 metri dalla coccheria, alla distanza di 200 metri dalla coccheria. Ricordo che la signora che protestava prima abita a 150 metri dalla coccheria. Bene, il confronto è stato fatto su dati ARPA, è stato fatto con la situazione della centralina di Taranto più vicina allo stabilimento, la quale ha la fortuna di avere tra se stessa e lo stabilimento medesimo un cimitero. Ecco, questa è l'unica differenza, per cui i dati forse sono un po' più miti. Allora, in blu voi vedete la situazione delle PM10 di San Lorenzo, che è la nostra centralina incriminata. In rosa quel che è Carpineto, che è un'altra centralina pubblica collocata diciamo, verso il cimitero di Servola. In verde vedete la situazione di Taranto, centralina Tamburi, che è la più vicina allo stabilimento. Ricordiamoci che Taranto ha la proporzione rispetto alla Ferriera di Servola di 1 a 25. Quindi lo stabilimento di Taranto è 25 volte più grande e ha 25 volte di più addetti, e quindi probabilmente emette massivamente anche una quantità di inquinanti maggiori. Ciononostante, in quella zona i risultati sono questi. Questo è per le PM10, sono le giornate di superamento. Poi andiamo avanti sempre sulle PM10, San Lorenzo in viola e Tamburi in verde, medie mensili per l'anno 2013. Non ho fatto i conti per il 14 perché mi manca ancora il mese di dicembre, quando mi arriva magari proverò a farlo. Ecco, comunque il rosso sarebbe il limite. Mi pare che non stiamo molto bene neanche lì. Vediamo per le PM10 sempre nel 2013 il numero di giornate di superamento dei limiti. In marrone San Lorenzo e in verde Taranto. Ovvero, nei 5 anni di validità dell'AIA, i residenti di questa zona si sono beccati PM10 per una quantità equivalente a 15 anni di esposizione massima consentita dalla normativa. Vogliamo passare al benzapirene. Per il benzapirene, anche qui abbiamo un confronto tra le medie mensili
Servola Taranto, sempre naturalmente Servola vince di gran lunga. Poi abbiamo le medie annuali, sempre in confronto con Tamburi per il BAP, vedete un po' San Lorenzo, il giallo e Taranto. E proseguendo ulteriormente, questo invece è un diagramma fino al 2013, cioè nel periodo di validità dell'AIA relativo alle misurazioni del benzopirene. La riga rossa corrisponde al valore 1, cioè il valore che prima era obiettivo, che poi è diventato valore cogente. Non c'è il 2014 però, che non ho tutti i dati, certamente mi si dirà che adesso i valori sono sensibilmente scesi nel 2014 per la semplice ragione perché per 2/3 dell'anno lo stabilimento, essendo in ipotesi di chiusura, praticamente non lavorava. Comunque riparerò alla mancanza appena avrò i dati. Ecco, vedete un po' la media, le medie mensili, quelle azzurre sono le medie mensili. Laddove noi abbiamo medie mensili di 20, non vuol dire che tutto il mese era così. Qualche giorno c'era anche 150, 180, si andava ben oltre. Allora è chiaro che la media annuale è quella che è già è alta, però non mi si dica che se uno immerge la testa nel benzopirene 3 giorni al mese, va bene, godrà di ottima salute. Ecco, perlomeno si può sollevare qualche dubbio. Andiamo avanti. In questo caso, in 5 anni che ho calcolato, ci siamo già beccati un benzopirene valido sufficiente per 20 anni. Ma vediamo quali aree sono maggiormente interessate. Qui ripeto una slide che è già stata mostrata da un relatore precedente e quindi non è necessario che la commenti, però il fenomeno, perché mi viene 2 volte, non so, no, scusa, non so perché non viene l'altra, però l'altra diceva che il fenomeno interessava complessivamente oltre 1000 unità abitative, cioè in quella fascia che voi vedete in azzurro, le casine rosse, contengono circa 1000 famiglie, non individui, 1000 famiglie. E in questa proiezione dell'ARPA si tratta ovviamente di ricadute che riguardano i momenti di attività completa, no? Non i momenti in cui l'attività della ferriera è ridotta. Ah, ecco, non veniva per qualche motivo. Bene, vediamo un po' qual è l'ubicazione e la situazione di questo posto. Ecco, il vertice da cui si dipartono quelle frecce è la Coccheria. La punta delle frecce di uguale distanza sono le case, le prime case. Tra quelle freccine sono lunghe circa 150-160 metri. In una abita una delle persone che qua prima protestava. La freccina in basso invece indica la distanza della centralina di via San Lorenzo, che come vedete è sicuramente maggiore rispetto a quella delle case. Cioè, voglio dire, la vera centralina non è la centralina contestata di via San Lorenzo in Selva, la vera centralina è la casa di quella signora che protestava prima, una di quelle là sopra, che si becca di più di quel che vi ho detto prima, di una maggior quantità di inquinanti rispetto a quelli che vi ho illustrato prima. Ma certamente nel rilascio dell'AIA questi obiettivi sensibili sono ben noti e vengono valutati adeguatamente da chi l'AIA deve rilasciarla. La Regione, gli uffici della Regione certamente se ne occupano. Infatti nel rilascio dell'AIA precedente la Lucchini aveva segnalato come scuole, ospedali eccetera, cioè obiettivi sensibili, la scuola elementare di Via Svevo. Noi ci siamo fatti un giretto, siamo andati un po' a vedere e abbiamo trovato un insieme di scuole per 1260 bambini all'ora, adesso forse sarà qualcun di più, qualcun di meno, non lo so. Dove sono collocate? Allora, tolte le 4 frecce indicate con le lettere che indicano i punti emissivi praticamente della ferriera, sono sparse nella zona in cui vedete piantati i chiodini gialli. Il numero 12, 1, 2, eccetera, indica Via Svevo. Tutte le altre per i signori Lucchini e per la Regione non esistevano.
anche se noi nelle osservazioni per l'AIA ben l'avevamo raccontate e sollevato il problema. Certamente però nella prossima AIA, chi ha presentato la domanda per la prossima AIA avrà tenuto conto di questo, no? Infatti questa è la domanda e la documentazione annessa alla ultima domanda di AIA, non è l'ultimissima, questa è ancora quella inoltrata qualche mese fa. Ecco, copiato c'è scuola elementare Svevo, punto. Quindi il che vuol dire che la sensibilità è quella che è. Bene, la prossima posso anche saltarla perché fa riferimento a situazioni dove queste cose sono più considerate. Qui abbiamo alcuni certificati medici che le persone che abitano lì si sono fatti a loro spese. A Duisburg, vediamo cosa succede negli altri posti. A Duisburg, Germania, c'erano 29 altoforni, la fabbrica è stata spostata e nella fabbrica vecchia è stato fatto un museo. Questo è un esempio, poi avremo anche Bilbao, abbiamo anche altri posti. Ve ne ho portato uno solo perché è il più conosciuto. Da noi cosa succede? A Servola tutto continua come prima, garante l'accordo di programma, perché l'accordo di programma che è stato fatto con le istituzioni, tra le istituzioni e l'azienda, prevede che la struttura debba continuare almeno per 2 anni, però è logico pensare che se l'imprenditore investe dei soldi per cercare di mettere qualche cerotto a questa struttura, non lo farà invano, quindi sicuramente poi avrà tutte le intenzioni di continuare e lo capisco perfettamente. A breve la Regione dovrà concedere la nuova AIA su quali presupposti? Quella in vigore è stata elargita sulle prescrizioni e la futura? Forse per un malinteso di senso di responsabilità, secondo il quale a fronte di una soddisfacente dose di prosperità economica si può fissare una quantità accettabile di malattie e di morte? Vanamente questa associazione nel 2012 aveva chiesto al Comune di limitare la produzione della coccheria. Ciò non fu possibile perché, come tutti si ricorderanno, la coccheria serviva per produrre il gas da mandare alla centrale Elettra, la quale usufruiva del mitico CIP6 che veniva pagato ovviamente con di nostre tasche, no? Per cui cosa possiamo sperare? Possiamo sperare nella Procura della Repubblica? Non lo so. Vi ringrazio per l'attenzione. E sono stata breve, spero. Allora, io ringrazio anche la dottoressa Alda Sancin, presidente dell'associazione No Smog, e adesso lascerei appunto spazio alle domande. Intanto ringrazio anche il dottor Laureni che ci ha raggiunti, l'assessore Laureni, e quindi lascerei, intanto mi aveva chiesto intanto la parola il professor Barbieri, se non sbaglio. Prego. Grazie. Non so se c'è un microfono. Vorrei tornare soltanto un attimino a quello che è il titolo del nostro incontro, no? Se non sbaglio è Carriere, Salute, Sedola e Salute. Questo, no? Cioè, su questo credo ci si debba confrontare per capire se tutti gli sforzi che sono stati fatti, no, rispondono in qualche maniera a un'istanza, no, di comprensione, anche di aiuto ai decisori, no? Quindi quello che è stato fatto fino adesso possa aiutare chi decide per il benessere della popolazione. No? Le evidenze che sono in mano alla pubblica amministrazione di un fortissimo disagio, no? nel rione sono palesi. Le segnalazioni che arrivano, no, dalla popolazione, a partire da residente proprio nel rione, sono veramente numerosissime, con momenti in cui questo disagio associato a presenza di polveri, gas o malesseri è veramente importante, in particolare negli ultimi anni. Ok? E noi negli ultimi anni abbiamo imparato moltissime cose. Si è detto che c'è uno storico di studi
in generale sulla provincia di Trieste, no? Molte informazioni si riferiscono sostanzialmente a relazioni tra inquinamento avvenuto nel passato e patologie che si sono manifestate a seguito di questo inquinamento passato. Io ho in mente un periodo recente, tra il 2009 e il 2010, che è stato veramente un momento difficile, che è anche emerso sui media. Allora, al di là del contare i morti, no? Come fa uno strumento della indagine scientifica epidemiologica, no? Riferendosi in particolare a patologie tumorali, no? O neoplastiche, come si è detto in maniera più precisa, no? Che prevede che le esposizioni che potrebbero essere causa, no, di queste patologie siano di gran lunga antecedenti, no, il momento in cui stiamo verificando. Io chiedo se sia messa in campo da questa nostra comunità, che a volte si fregia di titoli di comunità, insomma, che cerca di avere un livello tecnico-scientifico, no, diciamo, rispettabile, se stiamo mettendo in campo quelli che sono i modi per evidenziare se ci siano dei determinanti di salute che preludono a patologie che si verificheranno a breve, no? Cioè, tra qualche anno. Cioè, intendo dire, no, noi abbiamo evidenza dalla Comunità Europea, 2013 anno europeo della qualità dell'aria, in cui si dice che le patologie associate all'inquinamento atmosferico non sono soltanto di tipo tumorale e neanche soltanto di tipo cardiovascolare, ma si sta parlando addirittura di temi di alterazioni metaboliche piuttosto che effetti sulla riproduzione, come ho visto apprezzando molto, insomma, il contributo del professor Barbone, no? Cioè, stiamo mettendo in campo, no, dei modi per verificare che se è successo qualcosa o se sta succedendo qualcosa. È stato citato prima una persona che fa opinione, no? Il professor Biggeri. Ma risulta che in casi di inquinamento puntuale, no, molto intenso, come potrebbe essere quello che si verifica ad esempio a Servola, dove insomma sarebbe opportuno che molte delle persone che studiano queste cose facessero un po' di passeggiate, no, con una certa frequenza, no? Cioè, Biggeri ha fatto degli studi caso controllo, no, andando a vedere addotti tra DNA e inquinanti piuttosto che diciamo, evidenze di alterazioni sulla ossidazione lipidica, che preludono, cioè che sono dei segni, dei marcatori di cui tener conto, no, nei processi di mutagenesi e cancerogenesi, che possono essere rilevati a breve durata. Stiamo parlando sempre di più di esposomica, quindi valutare l'esposizione alle persone per capire meglio se ci saranno degli effetti prevenibili di salute, no? Lo stimolo che vorrei dare qui alla comunità, no, di persone che si prendono delle responsabilità e che possono mettere in campo, no, anche delle indicazioni a chi decide, è di studiare non soltanto il PM10, vedo ancora PM10, porca miseria, basta PM10, cioè tutta la comunità internazionale dice PM2,5 o altre cose, no? Cioè, noi stiamo ancora difendendo o facendo delle valutazioni dicendo che il meglio che riusciamo a fare è PM10. Cioè, possiamo far veramente richiedere in maniera forte come comunità responsabile, no? Di acquisire dei dati che ci consentano, no, di dare delle indicazioni. Cioè, in questo momento probabilmente stiamo facendo degli studi descrittivi, no, di situazioni passate. No, e questo è sicuramente apprezzabile, ha un suo merito per quel che riguarda gli studi accademici, io faccio parte della comunità accademica, ma no, ci deve essere un rapporto tra scienza e territorio e dobbiamo cercare di orientare anche l'acquisizione di dati attuali, no, per supportare in maniera consapevole le decisioni. Scusate, ho parlato troppo. Io ringrazio il professor Barbieri. Tra l'altro chiedo ai relatori se magari possono accomodarsi così, no? Per ricevere, no, va bene anche lì, va bene.
Comunque siamo in ordine sparso, non so se l'assessore... prossimo, non so se qualcuno voleva dare una risposta o se sembrava condivisibile, insomma, l'intervento. Io condivido. Si sente? Scusa. Sì, io condivido perfettamente quello che ha detto il professor Barbieri, penso senz'altro che dobbiamo andare a studiare gli effetti a breve termine. Penso che conosco molto bene, perché in parte li abbiamo fatti insieme in Sardegna con Biggeri e in parte a Milazzo in Sicilia con Biggeri, che ci sono raccolte di informazioni con dati biologici che vanno condotte. Bisogna però poi portarle a termine, farle, sono impegni ed è giusto anche dare a questo tipo di indagini il loro peso e il loro spazio e le loro risorse. Insomma, questo direi condivido perfettamente quello che è stato detto. Devo dire che anche la presentazione della dottoressa Sancin secondo me era perfettamente condivisibile. Io non posso valutare i dati delle tabelle che lei ha dato, noi diciamo, ma sono dati ARPA, quindi non c'è motivo per pensare diversamente. Quello che notavo è che mi domando appunto le centraline perché non sono state messe, considerando la rosa dei venti e la modellistica del... La modellistica, insomma, ecco, diciamo, no, diciamo, questo così proprio avendo visto quella foto, insomma, quindi non c'è nulla da obiettare su questo, secondo me. Grazie. Sì, tra l'altro noi prima di passarla abbiamo criticato in realtà anche lo studio regionale più che nel contenuto, su come è uscito, cioè mediaticamente è uscito, la popolazione che risiede in vicinanza dello stabilimento ha la stessa probabilità di ammalarsi. Allora, bisogna dire che negli ultimi anni la situazione era peggiorata, i dati, come c'è scritto nello studio, perché se uno va a leggere sullo studio c'è scritto, la malattia insorge dopo 8 anni di esposizione, no? Per cui dire che, tra l'altro noi, personalmente magari non sono un dotto, non appartengo, insomma ho fatto poca ricerca nella mia breve carriera sanitaria, però anche il confronto tra le aree, cioè tra un'area, è stato detto prima anche dal dottor Patussi, si confrontano due aree che in realtà non sono omogenee, perché uno risente più di un tipo di inquinante, uno risente più di un altro tipo di inquinante, per cui si confrontano due aree, cioè, che forse non sono neanche tanto confrontabili, e sicuramente condivido quello che è stato la sua formazione di prima. Questo studio conferma il vecchio studio, cioè chi vive a Trieste per un motivo o per l'altro, perché gli inquinanti sono più di uno, è stato messo in evidenza molto bene anche prima, chi vive a Trieste ha una più alta percentuale di ammalarsi. E quindi però rispetto alle zone periferiche, rispetto al Carso, però dire che non sono poi una popolazione piccolissima, però uscire e dire che uno di Servo ha la stessa percentuale in città fa pensare, beh, non c'è nessun problema allora, no? Cioè, se poi invece si va a leggere tutto l'articolo, allora forse l'informazione viene data nella sua completezza e il non c'è nessun problema viene fuori che non è proprio così. Passo la parola a Tasso, e anche rappresentante di No Smog. Pian Adriano. No Smog perdeva un rappresentante. Volevo ringraziare Andrea Ussai per questo incontro e ringrazio naturalmente i relatori. Volevo solo fare una chiosa all'intervento di Alda Sancin, dicendo che qui si parla di neoplasie, di malattie, dovremmo vedere le broncopatie, dovremmo vedere le allergie e dovremmo soprattutto vedere anche la qualità della vita, che è un indicatore molto importante. E la gente a Servo è stressata, non so se esiste una legge che tutela lo stress o se esiste lo stressometro, però voglio concludere, visto che qui c'è
molta comunità scientifica, ma ci sono anche molti politici, consiglieri regionali, provinciali, comunali, eccetera, e lancio il messaggio forte di No Smog, che sarà il nostro messaggio per i prossimi periodi. Fino ad oggi abbiamo assistito alla contrapposizione lavoro e salute. C'è chi dava prevalenza al lavoro, ai posti di lavoro, e quindi dava scarsa importanza alla salute. Molto spesso sappiamo che i dati così statistici possono essere anche così utilizzati a seconda di come tira il vento, come va meglio. Oggi questa contrapposizione col cambio di proprietà non c'è più, perché con la lavorazione a freddo, cosiddetta a freddo, e il banchinaggio, qui parlo ai politici, i posti di lavoro precedenti sono salvi. È ora quindi di finirla con la lotta fra la salute e il lavoro. Chiudiamo la chiusura dell'area a caldo che metterebbe d'accordo tutti. Grazie. Cherubini, Università e Presidente ISDE Friuli Venezia Giulia. Dunque, complimenti a tutti, direi, a tutte le parti, perché hanno dato un contributo su un tema di attualità e che effettivamente penso che stia a cuore non solo agli abitanti di Servola, ma a tutta la città. Per quanto riguarda, volevo porre l'attenzione su pochi punti. Io ero impegnato in un altro convegno, ma sono riuscito a cogliere la fase finale di questo incontro. Per quanto riguarda il fatto che si è detto che in certe aree si nota una diversità nella mortalità che poi riprende a distanza, io faccio notare che non esiste affatto un collegamento con i metri, per esempio in questo caso, e quindi con la distanza dalla coccheria. E chi studia questi problemi di georeferenzialità conosce e sa che determinate aree possono essere saltate, dipendendo questo da condizioni meteo, da condizioni dell'umidità, da condizioni diverse, del calore del suolo, eccetera, eccetera, che non sto qui a rappresentare, ci vorrebbe un incontro a parte. Ne ho già parlato in un altro incontro, quindi effettivamente noi non ci dobbiamo aspettare questa vicinanza. Poi, faccio presente che i limiti di legge ai quali ci riferiamo sono limiti di legge, cioè sono limiti esposti in Gazzetta Ufficiale. In sede europea e anche in America questi limiti sono considerati indicativi. Se voi notate, sia l'EPA americana sia il WHO considerano in sostanza dei limiti che sono molto inferiori a quelli che noi consideriamo. Quindi facciamo attenzione, non stiamo parlando di limiti invalicabili. I limiti considerati possiamo considerarli di riferimento, però in realtà quelli che sono dannosi sono gli effetti successivi. Sul punto del benzoapirene avrei da dire che effettivamente ne abbiamo parlato più volte, andrebbe misurato. Ecco, mi chiedo come mai non viene misurato regolarmente, qualche volta lo si trova in via Pitacco, ogni tanto si parla di benzoapirene, però è un cancerogeno di primo grado, se viene messo va misurato. E poi ancora, perché, chiedo, i dati statistici si fermano al 2009? Siamo al 2015, diamoci un po' da fare, grazie. Questo è molto semplice, sui tumori non si possono avere dati di incidenza al 2015 perché noi lavoriamo sulla completezza e l'accuratezza, quindi questo è corretto, nel senso che adesso stiamo lavorando al 2013, però non è quello il punto, non si hanno i dati in giornata, freschi di giornata, nel senso che sono 6 anni, ma il tempo dei registri tumori sono al 2006. Sì, ma i registri tumori italiani sono al 2007, noi siamo al 2009. Quali? Mi citi un registro tumore che è dopo il 2009?
Penso di sì, per questo le dico, scusate, certamente, per tutti voi Zanier, sono regionale, dirigo il servizio di epidemiologia della regione. Vorrei chiarire 3 aspetti. Uno... Ah scusi, forse aveva chiesto... Sì. Come no? Il microfono... Posso? Paolo, puoi fare tu il microfono? Puoi fare il microfono? Dopo tocca al signore. Solo velocissimamente 2 cose. Chi vuol parlare alza la mano, io mi prendo nota e dopo... Ok. La proiezione degli sviluppi neoplastici è abbastanza modificabile nel tempo, ma non si modifica in un anno. Quindi i dati di qualità erano disponibili al 2009, fra poco sono disponibili i dati 2013 e l'indagine si ripete. Non è che la cosa è finita, si chiude bottega e non se ne parla più. Questo per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati. I registri tumori italiani sono aggiornati al 2007-2008, ora cominciano a aggiornare il 2009-2010 e quindi ci saranno ulteriori analisi. Ricordo che Taranto è stata fatta senza registro tumori addirittura, tanto per dire, quindi questo non necessariamente vuol dire. La procura c'è anche qua, mi scusi. Finirei e dopo lei dice tutto quello che crede. Una cosa sono le emissioni fuori regola e questo non attiene al lavoro dello studio che abbiamo curato sull'incidenza della patologia neoplastica. Questo è un altro aspetto della faccenda. Noi siamo andati a vedere se c'erano patologie in queste aree e non abbiamo mai concluso nello studio che non ci sono problemi a Trieste, tutt'altro. Come dicevano Barbone e Serena, a Trieste problemi ci sono. Quello che scrivono poi i giornalisti non dipende da noi, ovviamente. E la questione di Servola non è finita, perché come vi ha fatto vedere il professor Barbone ci saranno ulteriori analisi che riguardano anche degli aspetti che lei segnalava prima, quindi che riguardano la parte cardiovascolare, la parte di interruzione della gravidanza e se avremo le disponibilità economiche, anche aspetti più performanti. Tuttavia il dato del lavoro fatto su Servola dà già un'indicazione su cui sarebbe interessante che la comunità di Trieste si confrontasse e che è un dato che è venuto fuori anche dai lavori fatti dall'azienda 1, dai lavori precedenti di Fabio Barbone, che Trieste, come altre aree urbane, ha un problema di eccesso neoplastico. C'è già qualcosa su cui lavorare, non occorrono approfondimenti. Riguarda anche, anzi, soprattutto altre aree. E questo è il punto, capire, perché quello che vi diceva prima Barbone quando è intervenuto, no? Noi abbiamo altre aree in cui c'è un eccesso neoplastico e questo deve essere una cosa che preoccupa la collettività. Ovviamente questo non vuol dire che a Servola si vive bene, questo è un altro capitolo. Ha ragione chi ha detto prima uno dei presenti che non è solo un problema di se hai o non hai il tumore, della qualità della vita. Questa è un'altra cosa ancora. Chiudo. Grazie mille. Sì, io da comune cittadino innanzitutto offro uno spunto magari a chi ha organizzato questo incontro per un futuro incontro in cui magari piuttosto che utilizzare un approccio legato alla parte scientifica, che metto tra parentesi da quello che ho sentito è confermativa di quello che il senso comune e la logica stabilisce. Ogni tanto in questa nostra società perdiamo il senso comune e la logica, lo perdono le istituzioni, purtroppo, ma in questo caso abbiamo il senso comune e la logica confermata dalla scienza e quindi questo lo dobbiamo dare per assodato, non dovremmo neanche più parlarne. Io mi scuso con i professori che magari hanno piacere ed è bello da un punto di vista scientifico, lo capisco, a fare studi, monitoraggi eccetera, però secondo me dobbiamo tirare una riga a un certo punto, fermarci, perché se continuiamo a essere sterili, a farci le mentali con gli studi, le cose che ci dicono sempre le stesse cose, sappiamo bene tutti e non c'è più da metterli neanche in discussione, allora
non andiamo bene. Allora lo spunto per un prossimo convegno è lo spunto del rapporto tra democrazia. Questi sono, adesso io punto su temi molto ampi, ma che hanno una rilevanza concretissima e che ci dovranno, spero che a qualche forza politica, indicare la strada per finalmente porre fine a quello che sta accadendo. Finalmente, concretamente, senza più parlare, senza più portarsi avanti da 150 anni questa cosa qui che è un assurdo, è un assurdo. Se ragioniamo col buon senso, questo è un assurdo. Allora lo spunto è un incontro in cui si parla del perché ci sono istituzioni subalterne ad una situazione che è quella che sappiamo. Quindi quando parlo di istituzioni parlo di tutte le istituzioni. Quindi il primo punto è questo da discutere. Perché non funziona la democrazia? Perché la democrazia viene messa da parte? Perché il cittadino viene messo da parte? Questo è un altro tema di cui discutere. Poi, perché c'è un capitalismo che può fare, visto che la politica è subalterna, quello che vuole, può fare quello che vuole, a spese di chi viene avvelenato e ucciso lentamente, a fuoco lento, così è poco eclatante, ma va bene, si fa così perché c'è questa subalternità. Allora io con questo spunto che offro a chi ha organizzato l'incontro di organizzare un incontro che venga approcciato da un punto di vista filosofico. La parola filosofia è poco usata ultimamente, è la parola cardine di tutto. E mi permetto di dire è anche la guida del pensiero scientifico e in qualche modo lo può dominare. Ecco, quindi il prossimo spunto è questo, e poi fare qualcosa di innovativo, cioè bisogna pensare a cose innovative, bisogna sfidare qualcosa di potente, di concreto. Chiamiamo l'esercito a Trieste perché fermi quello che sta accadendo. Siamo proprio sicuri che non sia un'emergenza da esercito quella che sta accadendo? Magari mettiamo questa domanda nel prossimo incontro, poi vengo io a fare il relatore, io mi candido a fare il relatore, prenderò mezz'ora se mi sarà consentito e magari darò qualche spiegazione in più alle cose che ho detto e che magari qualcuno può sembrare un po' prevaricatrici e che magari nel prossimo incontro avrò modo di chiarire. Grazie. Questo non so se i politici presenti vogliono dare una risposta, se no io passerei alla prossima domanda. Buonasera, sono un abitante di Servola e ex lavoratore della Ferriera. Quello che ha appena accennato il signore precedentemente è che qui si parla sempre di tumori. Non è la cosa principale di quello che noi sopportiamo il numero di tumori o le patologie tumorali, è la qualità della vita, perché la qualità della vita è superiore all'incidenza dei tumori, cioè vivere ogni giorno stressati, non poter aprire le finestre, avere i figli che non possono uscire di casa, a mettere a asciugare la biancheria e quando la ritiri puzza e bisogna rilavarla e trovi nello sciacquone pieno di carbone. Allora tutte queste cose qui è una cosa stressante, è una cosa che manda in bestia le signore e anche i mariti di conseguenza, e soprattutto i bambini che colpa ne hanno? Non possono uscire di casa, se uno respira un po' di più comincia a tossire, lacrimare gli occhi. È questo che vogliamo? Un'altra cosa, non so quanti anni che sono, perché io sono andato in pensione nel 96, no? E c'era già una situazione abbastanza brutta. La situazione è andata via via deteriorandosi. Posso dire, noi quella volta avevamo, io ero in manutenzione a turno, eravamo in turno in 8 persone in manutenzione, solo a turno, dopo tutte le altre manutenzioni. Adesso non c'è più nessuno.
che fa manutenzione. Abbiamo visto come gli impianti si sono sgretolati. Poi tutte quelle cose che vengono fuori, perché la maggior parte della gente non conosce, non sa chi è andato in Ferriera, chi ha visitato la Ferriera, chi sa come funziona la Ferriera, da come viene il carbone o le materie sulla banchina al prodotto finito alla ghisa. Chi lo sa? Nessuno lo sa. O qualcuno, forse qualche che è un pochino addentro. Tutte le cose che vengono buttate fuori. Lo so, all'agglomerato, la diossina, ma non c'era solo che la diossina, l'SO2. Una volta c'era un impianto, e lui può confermarlo, c'era un impianto di captazione dell'SO2 fatto dall'Italimpianti dove l'SO2 veniva trasformata in gesso. Una volta messo in funzione, visto che funzionava, si è chiuso e si è venduto. Tutte le cose che c'erano una volta, per esempio adesso si riparla del captazione fumi. Ripristino, perché una volta c'erano sul foro di colata, c'erano sui canali di colata, c'erano dappertutto. Adesso? Ecco, piano piano, adesso non c'è più niente. Adesso le diffusioni, abbiamo visto il piano prima del Coperchi, della coccheria, fuma da tutte le parti. La coccheria è un colabrodo. Adesso vorrei sapere un'altra cosa io, perché qui si parla del prossimo signor Arvedi che metterà a posto tutto. Ma cosa mette una campana di vetro sopra la coccheria? Cioè, nessuno finora ha detto cosa intende fare, cioè materialmente cosa intende fare per risolvere il problema della coccheria. Perché dell'altoforno si può risolvere, perché usando materiali buoni invece che scartume come usano adesso, l'altoforno può marciare bene, ma la coccheria è una cosa che si sta disfacendo. Le porte non reggono più, vanno fuori da tutte le parti, sono perdite da tutte le parti. Io vorrei sapere l'intenzione e il modo, cioè la parte tecnica, come va fatto questa cosa. Non possiamo noi per altri 2 anni sopportare una cosa del genere. Siamo stressati, 2 anni, ma nessuno sa cosa vuol dire respirare un giorno. Allora questo è che mi domando, che coscienza hanno questi che vogliono tirare avanti questa cosa per altri 2 anni come minimo e poi se va bene andiamo avanti. Allora, altra faccenda, le case, sì, le case ce le hanno regalate, come no? Io che soldi che ho speso per la mia casa potevo comprarmi una villa o piscina, tra l'altro. Oh, vabbè, ma insomma, ho voluto scegliere. Mia moglie è servolana, è attaccata alla servola e via. Questo qui dobbiamo domandarci. La vita che noi facciamo ogni giorno. È stressante. Le signore, queste signore qui, ogni giorno non si sa più da che parte girarsi. Cioè si benedisce la Bora, ma quando io benedisco la Bora, gli altri che sono dall'altra parte subiscono. O Capodistria, perché è stata fatta un'analisi, mi pare anche dei bambini qui oltre Muggia, che l'incidenza di malattie respiratorie rispetto a Lubiana. Allora tutte queste cose qui, si parla di tumori, sì vabbè, i tumori, vabbè. Io lo so dei miei colleghi quanti sono morti di lavoratori e di cosa sono morti, non solo che di tumori, non solo che di tumori dei polmoni, perché sì, noi siamo stati esposti all'amianto, io sono uno di quelli che è esposti all'amianto, lui è uno di quelli esposti all'amianto, però sono morti per la vescica, prima sentivo dire la vescica è un'altra cosa, sì, la vescica è un'altra cosa,
l'acqua ammoniacale, per esempio, sottoprodotto della cokeria, a detta, mi ricordo se era il professor Tomatis, provoca il cancro alla vescica. Ora, lavoratori che sono ancora in atto, che lavorano ancora, sono malati di tumore. Uno ce ne ha addirittura 2 e deve lavorare. Allora, tutte queste cose qui che abbiamo sentito sono cose belle, ma quello che noi viviamo, e ve l'assicuro che è una cosa veramente grave, e ve l'assicuro che un signore qui davanti a me ha detto, quando è venuto a casa mia, perché a casa mia sono venuti tutti, ha detto: se non riesco a fare qualcosa mi dimetto. Buonanotte. Non so se sul fatto della cokeria forse voi siete più informati perché avete fatto il colloquio con la Presidente e con la nuova proprietà, se magari volete anticipare gli interventi che verranno fatti. E anche io avrei una curiosità interessante anche lo studio sullo stress, però al lato pratico vorrei sapere poi alla fine, quando abbiamo stabilito che le persone di Servola sono stressate, cosa succede? Cioè, c'è qualcosa... Cioè, c'è qualche intervento che le istituzioni, i decisori, gli amministratori hanno intenzione di prendere una volta che hanno accertato, perché sennò solo misurare, qualcuno l'ha detto prima, rischiamo di passare il tempo a misurare e magari, come nell'epidemiologia succede, lo misuriamo quando ormai è troppo tardi, però poi c'è bisogno anche di una scelta conseguente. Magari una piccola replica almeno sui lavori della cokeria. E dopo andiamo avanti con... Nessuna parte del mondo le cokerie a 150 metri. Dico me. Tanto se 300 metri a tanto, fammi una bella pirene di pazienza. Lasciamo magari parlare, visto che ha avuto la gentilezza di essere presente. Posso rispondere, nel senso che io sarei venuto qua oggi, a parte un impegno che ho avuto, soprattutto per sentire. Perché, ha detto giustamente il Signore, io ho detto, se non riusciremo a migliorare mi dimetto, l'ho detto. Come anche ho detto, se arriva il rigassificatore mi dimetto, ma voglio dire, uno si impegna. Allora però, attenzione, potremmo parlare ora, non è questo il caso, sulla mia valutazione dell'andamento dell'inquinamento. Non è questo il problema. Mi è stato chiesto evidentemente di relazionare sui lavori e con una piccola premessa, e cioè, è vero, parliamo di un reparto, la cokeria, che è estremamente vecchio. Tutto quello che noi diciamo da adesso in poi deve avere 2 premesse. Il primo, una classe operaia preparata, in numero sufficiente e molti soldi per intervenire, se lo si vuole, sulle manutenzioni quando servono immediatamente. Con queste premesse, che sono fondamentali, qual è stata l'ipotesi che è stata presentata da Arvedi? Un'ipotesi molto semplice, e cioè noi abbiamo una evidenza di emissioni, per capirci, non da camino, non tradizionali, sulle quali bene o male la legge impone e pretende delle verifiche, dei controlli, ma situazioni di perdite dell'impianto che in qualche modo accrescono di molto quello star male su cui io, come dire, non posso che aderire alla vostra situazione. Non è che io non disconosco questa situazione, ho difficoltà a tradurla in fatti concreti, ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano. Sì, io, guardi, quando uno mi parla di militari che vengono, io li ritengo il fallimento di un sistema, però questa è una cosa che riguarda me e non c'entra nulla, per cui lasciamo perdere questo argomento che non ha nulla a che fare con la prevenzione, evidentemente, no? Allora, volevo spiegare un po' l'impianto che dovrebbe essere realizzato. È una cosa molto semplice, e cioè individuare quelle che sono le tipiche fughe dell'impianto, attenzione, tutte meno quelli che sono le fuoriuscite in emergenza. Banalizzo per chi conosce bene l'impianto. Se io ho una sovrappressione in una delle camere della cokeria,
dal tubo dalla colonna montante del tubo di sviluppo, questo dovrà continuare ad uscire. Però quello che riguarda il resto delle emissioni intese come perdite, che sono sostanzialmente di 4 tipi, collegate al caricamento del fossile nelle camere. Secondo, collegata alla fase di sfornatura del coke una volta prodotto, e dall'altra parte al complesso guida coke, carro di spegnimento e spegnimento, e in più tutto quello che riguarda gli sfiatti esistenti in zona dei contenitori del benzolo, la famosa frazione BTX di cui si parlava una volta e il signore conosce molto bene, sono tutti garantiti da un impianto di cui noi abbiamo visto che cosa? Questo è l'elemento fondamentale. Abbiamo cercato poi in qualche modo di farvelo conoscere una settimana fa in quell'incontro che c'è stato in Regione, e cioè prevedono al momento attuale, noi abbiamo visto un progetto neanche di massima, molto meno, cioè un buon disegno di impianti, ma attenzione, sono impianti che sono di fatto delle grandi opere di lattoneria metallica che vengono inserite intorno all'impianto, che è un impianto per sua natura soggetto in molti casi a urti. Quindi la prima cosa che io dico come perplessità mia, l'ho già detto ai progettisti, guardate qua state progettando qualcosa di molto delicato in un reparto che delicato non è, nel senso che può veramente succedere, no? Esatto. Allora questo è il primo problema da rivedere. Il secondo problema è che non abbiamo ancora visto un dato fluidinamico. Io non so come sono arrivati a dirci che serviranno 32.000 metri cubi per coprire un certo tipo di queste fughe, eccetera. Però concettualmente la cosa non è sbagliata, non è sbagliata, con la premessa che io realizzo qualcosa di molto fine su un catorcio, e il catorcio deve essere mantenuto bene per poter andare avanti, in sé la cosa non è sbagliata, si tratta di catturare alla fonte, che dal punto di vista del principio igienico-sanitario è il sistema più efficace per controllare alla fonte le emissioni puntuali o più o meno diffuse che sviluppa la cokeria, mandandole a un buon impianto di trattamento e di filtrazione, attenzione, con anche la possibilità per alcuni di queste tipologie specifiche di polveri, che sono ricchissime di IPA, di definire anche un abbattitore per IPA prima del puro e semplice filtro per la cattura delle polveri. Questo è quello che ci è stato presentato, io a domanda rispondo, poi potremo parlare ovviamente ora di tante cose che ho sentito oggi e che rappresentano comunque un contributo importante. A mio parere, lo dico qui volontariamente, per fortuna l'evidenza di un'incidenza maggiore di tumori per la zona di Servola non è ancora stata formalizzata, e io di questo ne sono felice. Grazie. Io passo dalla parte del relatore a quella del pubblico a questo punto, no? È stato illustrato dall'ingegnere Laurini quali sono le perdite della cokeria, poi aggiungiamo tutti i vari sfiati lungo i percorsi, poi aggiungiamo i continui fumi marroni, giallicci e colori vari che escono dalle bocche di caricamento dell'altoforno, poi aggiungiamo l'apertura dei clapet di sicurezza che avveniva frequentissimamente con fumate pazzesche e continua a venire, poi aggiungiamo il campo di colata a cielo aperto che ha emesso tempo addietro una nebbia sulfurea che arrivava a casa mia, non si vedeva manco oltre, e poi aggiungiamo la grafite che esce nella zona di fabbricazione dei lingotti, per capirsi, per semplificare, ecco la macchina colare, va bene chiamata. Poi diciamo l'agglomerato che fuma di continuo, che emette delle diossine, che però mi è stato detto ancora anni addietro che non è possibile controllare in continuo perché sembrerebbe che non ci sono strumenti adatti, mi risulta che così non sia, ma così me l'hanno venduta. E l'agglomerato che, tanto per gradire, emette fumi a altezza di finestra di condominio, sempre la finestra del condominio della signora che protestava prima, cioè ogni volta che c'è lo scirocco, l'olezzo dell'agglomerato con relativo a fumo arriva a casa sua, no? Perché non si è stati capaci neanche di fare un camino un tantinello più alto, i fumi escono freddini e va sul pergolo di questa. Quindi questo è il colabrodo sul quale si pensa di mettere delle strumentazioni, degli grandi aspirapolvere, e noi dovremmo essere felici e contenti di essere gli sperimentatori, perché da quanto mi è stato detto l'azienda dice che per l'aspirapolverone della cokeria si farà l'esperimento a Servola, poi eventualmente verrà portato a Taranto, ma intanto la signora in questione
sarà la cavia e tutti quelli che abitano vicino a lei sarà la cavia. Quindi qua purtroppo noi abbiamo capito una cosa molto chiara. La politica desidera tenere aperto il catorcio per sempre. I 2 anni, scusate, relativi all'accordo di programma, su quelli non possiamo scappare perché l'accordo di programma così è stato firmato e felicemente sbandierato da ministri, presidenti di regione e quant'altro. Poi, come dicevo prima, una volta che questi si faranno gli aspirapolveri che funzioneranno come funzioneranno, e me lo dite, come facciamo ad obbligare un industriale, dopo che ha cacciato dei soldi, a chiudere il tutto? Quindi questo, purtroppo, noi, benché chiediamo all'infinito la chiusura dell'area a caldo come si fa nei paesi civili, abbiamo capito che questo non è un paese civile e l'area a caldo resterà aperta fin tanto che qualche imprenditore vorrà tenerla, perché la politica è sempre prona alle decisioni degli imprenditori. La politica, e non voglio fare colori politici perché questa roba sta andando avanti da anni e i colori politici, la guida della regione, del comune eccetera, si sono susseguiti. Il risultato è sempre lo stesso. Premesso questo, adesso io mi rivolgo invece ai sanitari, agli studiosi eccetera, mi rivolgo alla sanità. Allora, finora Trieste, cioè la zona ferriera, è stata trattata come un pezzettino di Trieste. Cioè, dico, vogliamo renderci conto che in questa regione i punti caldi sono la ferriera di Trieste e, se vogliamo, il cementificio di Fanna e qualche altra industria, la BS e ancora qualcosina, e che gli allevamenti di polli sono degli argomenti di minore importanza. Ci vogliamo rendere conto che la ferriera è collocata nel tessuto urbano e quindi in una delle peggiori situazioni. E vogliamo renderci conto anche di un'altra cosa, perché come giustamente diceva qualcuno prima, i tumori hanno il loro periodo di incubazione, ti vengono fuori dopo 10, dopo 20 anni, bene? Però ci sono tanti altri problemi. Sappiamo che le PM 10, 2,5, 1, eccetera, le PM passano nel circolo, ti fanno problemi circolatori, ma di questo nessuno si cura, va bene? Si è stato detto che si è guardato solo il tumore al polmone, certo, perché i tumori alla vescica riguardano coloro che lavorano nella ferriera e ti respirano gli IPA, che ti respirano il benzopirene. Però coloro che abitano e respirano il benzopirene là dentro, gli idrocarburi, i policiclici, aromatici, quel che vogliamo, là ci stanno 8 ore al giorno. Poi? Sì, benissimo, però questi signori, finito il loro turno di lavoro, vanno ad abitare a Opicina, a Grignano, dove gli pare. Ma i bambini che abitano a 150 metri dalla cocheria, nella casa di quella signora che protestava prima, quei bambini, 24 ore al giorno, se la nonna non li porta fuori, si succhiano idrocarburi policiclici aromatici, benzene, benzopirene, diossine, e mettiamoci un po' tutto. E mettiamoci un... Benissimo, però... mettiamoci ancora un'altra cosa, mettiamo i metalli pesanti. Nelle analisi dell'ARPA abitualmente i metalli pesanti non è che compaiono più che tanto. Noi abbiamo fatto a nostre spese anni addietro le analisi delle polveri di ricaduta esattamente sotto uno dei deposimetri ufficiali. Le abbiamo raccolte, le abbiamo analizzate. Dentro ci abbiamo trovato di tutto e di più. Una lunga sfilza di IPA, una lunga sfilza di metalli pesanti. Adesso non credo che sorbirsi una doccia continua di metalli pesanti faccia proprio tanto bene alla salute. Non credo che trovarsi nel piatto polveri contenenti IPA e contenenti metalli pesanti, perché poi questo succede, faccia tanto bene, perché certo gli inquinanti vengono respirati, ma vengono anche presi, assunti per altre vie. Vengono assunti per contatto, ma vengono anche ingeriti. E se io nella vetrinetta di casa mia mi trovo i piatti col polverino sopra, quando mi ricordo li sciacquo prima di mangiare. Gli ospiti che vengono a casa mia, prima di dargli il calice di vino, sciacquo i bicchieri, perché là dentro c'è sempre del polverino. Bene, quindi a questo punto uno che è sottoposto a una doccia continua avrà qualche problema, però per la sanità triestina e regionale questo di problemi non ne ha. Importante è la statistica di tumori su casi di un po' di anni fa, ma uno studio su coloro che abitano lì, su coloro che abitano sotto vento,
alla Cocheria, alla Ferriera, non mi risulta sia mai stato fatto, e non credo che la gente che abita lì non sia disposta a sottoporsi a delle indagini. L'ha fatto qualcuno, quella persona di cui vi dicevo prima, che si è fatto analizzare l'idrossipirene nell'urina, perché si è interessato di persona, ma lui è stato l'unico, e l'azienda sanitaria è stata parte attiva in questo, ma da questo non è successo, non è seguito nient'altro. Quindi sa, fare le statistiche è anche un bel lavoro, gratifica, si fanno le pubblicazioni, però poi la ricaduta sulla gente è praticamente zero. Cioè tutti siamo contenti di sapere qual è l'incidenza dei tumori, però signora Pina, che abita di fronte alla Cocheria, continuerà a star male, continuerà ad avere problemi di asma, continuerà ad avere problemi di tutti i tipi, di allergie. C'è gente che ha allergie e le vengono le macchie sulla pelle. C'è gente, certo non farà statistica, saranno 10 quelli che abitano in via Pitacco e via Ponticello. Non fanno statistica, allora questi possono morire felici, perché per la sanità regionale questi non esistono. Signori, c'è qualcosa che non va tra lo studio, tra il discorso accademico e l'applicazione. Alla gente il discorso accademico interessa poco, è tanto bello, è tanto interessante, bello da leggere, ma alla fin fine poi noi restiamo nella solita porcheria di sempre. Ecco. Sì, il discorso della numerosità del campione è un... Parte della mia domanda mi è stata bruciata dalla professoressa Sancin. Cioè, io mi avevo all'epoca con il dottor Patussi fatto quelle prove del sangue finite nel 2008 che non si sa più come è andato avanti. Cioè in un campione sano di tante persone si è trovato il 33% con i dati alterati. Questi dati alterati in continuità nel tempo fanno danni. Io posso consultare solo l'internet e leggermi tutti i trattati o roba del genere. Comunque io so che fanno danni. Ecco, ma comunque la professoressa Sancin è stata molto più esaustiva. Solo un'altra cosa che volevo chiedere nuovamente all'ingegner Laureni, che da tanti anni già si dovrebbero effettuare delle esercitazioni di evacuazione di Servola e compagnia bella. Adesso è ritornato di moda, diciamo, perché con l'ISIS, con quello che l'altro, il palazzo del governo si è interessato. Io ho chiesto gentilmente all'ingegner Laureni se vorrei avere tutto lo studio che dobbiamo fare. Ho parlato anche col sindaco, anche lui mi ha detto di sì, però non l'abbiamo ancora visto noi di lo smog. Cioè vorrei sapere se suona una sirena, se, come ho già visto, gli operai scappano, vorrei sapere da che parte scappare anch'io, ecco, no? A casa sotto il tavolo? Sì. Ah no, come ha detto il Di Piazza, bisogna tapparsi le orecchie, no? Allora, già che faccio ancora una piccola aggiunta mia propria del microfono, accanto a tutti gli vari inquinanti descritti prima felicemente, dobbiamo anche ricordare che c'è gente che di notte si è trovata a 70 decibel in camera. Non so se voi avete idea di cosa voglia dire 70 decibel, però insomma non è che si dorma bene, no? Allora mi allaccio a questo mega aspirapolverone che verrà messo sulla Cocheria per chiedere quanti decibel avremo dopo. Grazie. No, solo rapidamente su questioni statistiche. È evidente che si copre una piccola parte, no? Questo è più che evidente, è stato detto dall'inizio perché abbiamo usato questo ISO, perché è quello più sicuro che abbiamo, perché è completo e accurato. Non guardate la storia del 2009, cioè in nessuna parte del mondo si studia cosa c'è il 2010, non cambia nulla. Però il fatto è che si facciano questi studi e non altri, cioè si parte dalle cose più grosse. È evidente che le parti acute sono le più interessanti, ma abbiamo bisogno, o ci sono un sacco di soldi per fare la coorte dei residenti, questa è l'unica cosa che ha senso, la coorte dei residenti. Qui c'è Aspetta. Allora se non ci sono i soldi possiamo soffrire. No, aspetti, allora lei ha ragione, però... Ma si lasci dire dal punto di vista di un dipendente regionale, no? Allora, questi studi fatti così, o si fanno lo studio della corte residenti gigantesco,
Se no si può fare le nozze con i fichi secchi, non le possiamo fare. Questa, io le do il microfono perché E non allora ho... chiediamo ai politici per cosa verranno usati i 10 milioni che sono appena stati stanziati. Verranno usati per migliorare la vita dei residenti, per studiare quelli che sono i problemi e lo chiedo ai politici, o verranno dati al signor Arredi perché faccia le sue bonifiche, le bonifiche dei terreni che poi non ricadono sulla testa dei residenti, ma semmai sui santori. I residenti ricadono denaro. Vi rendete conto che da quello che ha letto lui, dai giornali, gli operai continuano a dire che noi residenti siamo deficienti perché le vostre carte dicono che non c'è nessun problema a Servola in fatto di salute? Su quello che ha letto lui dalla comunicazione della signora Serracchiani quando ha fatto, o dell'assessore indifferente, ok, quello è il risultato, che a Servola, che la Ferriera che a Servola non fa nulla. Quindi questo dalla parte degli operai. Appunto, questo l'ha detto la Serracchiani. Ok, ma eccolo, quello che ha detto giusto lui è che si è letto male quello che c'è scritto su quella relazione. Eccolo, ma questo bisogna farlo presente, perché i 400 operai che lavorano, gestiti da una testa, quasi, eccolo, quasi, sono convinti che dalla Ferriera non esce niente di pericoloso, che per loro tutto quello che stiamo dicendo noi, con documenti, con carte ARPA, ASL, facciamo terrorismo, cioè che non è vero niente. Cioè che la nostra preoccupazione è di chiudere l'area a caldo perché sappiamo cosa produce e cosa produce nei nostri polmoni, cosa produce nei nostri bambini, cosa produce nei nostri anziani, indifferente, cosa produce nel nostro ciclo di vita da su in poi. Per loro, tra virgolette, ignoranti in materia, perché sono... Ma no, perché... No, appunto, ho detto tra virgolette, si basano su articoli di giornale, quindi... No, anche articoli fatti sul piccolo, perché le comunicazioni dalla regione... Ma eccolo, ma se, torno a dire, gli operai continuano a battere su questo, mi scusi, però... Però... No. Questo è il grosso problema, e sono tutti di nomina politica. Quindi il messaggio che si vuole far passare, a seconda di come fa comodo, passa. L'ha letto lui, L'ha letto Sì, lui. mi scusi, ma stiamo... Io non sono autorizzato a parlare di cose che non riguardino, quindi la persona più autorizzata è il dottor Zenne che è dietro di me. Ci tengo a dire una cosa, che è un limite questa comunicazione che lo Stato dell'Ambiente e della Salute ha sempre saputo di avere, però io chiedo anche al professor Barbone di intervenire. Noi cosa possiamo fare oltre che scrivere il rapporto? Cioè, mi domando, possiamo averlo scritto male, si può scrivere meglio, questo è garantito. Ma sì, ma questa è una battuta... Lei... Prenderò la parte. Io mi scuso, ma siccome mi hanno fatto presente, se non c'è qualche replica urgente di qualcuno, dovremmo liberare la sala perché tra poco dovrebbero chiudere. Se c'è qualcuno che vuole replicare, prego. No, un attimo solo che ci sono un paio di interventi. No, io solo una parola perché anch'io sono venuto qua oggi per ascoltare, no? Perché non è un argomento, la parte medica, scientifica di cui posso vantarmi o conoscere bene, e neanche sulle capacità o meno, la possibilità della nuova amministrazione di garantire ciò che ha detto, no? In sostanza.
Cioè è chiaro che il problema ha degli aspetti sia di carattere scientifico. Quello che sono riuscito a capire oggi è questo, sicuramente, che per quanto riguarda, sicuramente c'è un'emissione esagerata di materiale che assolutamente può e in gran parte provoca disagio fortissimo sul piano della salute. Oggi si è esaminato solo una fettina della cosa, mi pare, cioè quello che riguarda l'aspetto dei tumori, e sembrerebbe che rispetto ai tumori la cosa non sia così pesante, così come potrebbe essere. Però giustamente è stato sottolineato, non c'è soltanto il tumore, ci sono tanti altri aspetti. E questo è un tipo di problema che forse andrebbe anche esaminato, perché sennò rischiamo di ricondurlo soltanto a un aspetto soltanto. L'altro problema è di capire se la nuova amministrazione, così come ha promesso, no, sarà in grado davvero di garantire, non dico al 100%, ma perlomeno al 90% di far diminuire quello che è il livello di inquinamento che c'è adesso. Io non sono in grado di stabilire sul piano tecnico se le proposte che fanno sul piano tecnico garantiscono questo o no, però posso sottolineare il fatto che questo la Presidente l'ha detto e non posso, perché più volte, da quando ogni volta si è interessata di questo argomento, ha detto: per me o si garantisce contemporaneamente sia la produzione, cioè o vanno insieme sia la capacità di poter continuare la produzione sia la salute dei cittadini, altrimenti si chiude. Questo l'ha sempre detto, più volte l'ha ripetuto. In questo momento io non sono in grado personalmente di dire se le promesse che sono... So che il passato non ci porta buon auspicio, in passato abbiamo visto alcuni articoli di giornali, è sempre stato promesso, non è stato fatto, però non sono in grado di dire che in questo momento di nuovo siamo di fronte così alla presa in giro dei cittadini. Non me la sento di dire che la Presidente nel momento in cui ha preso questi impegni a livello nazionale abbia in mente, come dire, di non portare avanti fino a qua. Però giustamente non possiamo neanche, come dire, ci fidiamo e basta. Allora, essendoci un accordo di programma, essendoci un cronotempo, un cronoprogramma, no, io l'ho visto dentro, c'è un cronotempo, 2 anni. L'ho visto, vabbè, c'è tutta una serie di indicazioni che vanno monitorate e questo sarà compito nostro, questo sì, di capire se le cose, quelle promesse che sono state fatte, verificarle mese per mese se davvero le cose vanno avanti così. Questo è compito nostro, questo è compito nostro. Questo non lo so, io ci sono stato. No. Il che cosa, ecco, scusa, no. Questa discussione è già stata fatta, no, io il convegno prossimo lo farei, io farei un convegno prossimo, invito anche Andrea ed altri, sul secondo aspetto, sull'aspetto tecnico, quali sono le misure tecniche che vengono indicate, che garanzia danno sul piano tecnico per arrivare a dire coloro che lo stanno promettendo, cioè la chiarezza, la sicurezza del non inquinamento. Questo, perché questo è quello che la Presidente politicamente, pubblicamente ha sempre ripetuto. Quindi in questo momento io non sono in grado di dire no, è stato la discussione che tu dici, che lei dice in questo momento, è stata fatta mesi e anni fa, anche con tutti i sindacati, e la risultanza è stata questa. Cioè di fare questo tipo di esperimento, che come al solito spesso quando si fanno delle decisioni si deve tenere conto di tanti interessi positivi, non stiamo parlando di altri aspetti, no? Ecco. Mi dispiace, ma non posso intervenire, non posso non intervenire per replicare a quanto dice l'amico Codega. Non si tratta di 4 emissioni fuggitive, si tratta di anni di sforamenti che non sono stati sanzionati. Vi farò così un piccolo esempio. Mi risulta, tornando a parlare di Taranto, mi risulta che lo stesso proprietario della Ferriera di Taranto, quello attualmente discusso, ha anche delle strutture in Germania, no? In Germania ha preso il premio perché è tanto bravo nel rispettare l'ambiente.
In Italia succede quel che voi sapete. Ci sarà mica una qualche carenza di controllo in Italia e magari anche in questa regione se quel benzopirene è andato a 7 e nessuno ha battuto un colpo? Allora, io me la prendo con la politica che vuole andare avanti ad ogni costo, che non è in grado di imporre all'industriale i paletti giusti. Penso che ormai ci sia... La politica non è capace di farsi rispettare, non l'ha fatto con Lucchini e non saprà farlo neanche con Arvedi. Allora, c'è una promessa di una... Allora, c'è una promessa di una siderurgia a impatto zero, augurandoci di trovarci qua tra qualche mese a verificare che questo sia avvenuto. Io saluto tutti quanti e vi ringrazio di aver partecipato. Grazie a tutti e arrivederci.